inventata io, ti ho inventata io, sei la mia fantasia. Tutte le tue parole sono parole mie, anche se hai detto t'amo, non l'hai pensato mai. Sono soltanto parole che ho inventato io. Oggi mi lasci e te ne vai e porti via tutti i sogni miei. È troppo tardi, capisco che un cuore non si può inventare. Oggi mi lasci e te ne vai e porti via tutti i sogni miei. È troppo tardi, capisco che un cuore non si può inventare. Ti ho inventata io, sei la mia fantasia, anche se non ricordi o non vuoi ricordare, anche se ho sbagliato e non ti ho dato un cuore. Sei una cosa bellissima, t'ho inventata io. Yeah. Oggi mi lasci e te ne vai e porti via tutti i sogni miei. È troppo tardi, capisco che un cuore non si può inventare. Oggi mi lasci e te ne vai e porti via tutti i sogni miei. È troppo tardi, capisco che un cuore non si può inventare. Oggi mi lasci e te ne vai e porti via tutti i sogni miei. È troppo tardi, capisco che un cuore non si può inventare. Ti ho inventata io, siamo nel 2024 e qualche uomo purtroppo, anzi più di qualche uomo, pensa veramente ancora di averci inventato, invece ci siamo inventate da sole. Come ci siamo inventate? Stiamo migliorando, stiamo facendo dei passi da gigante anche mentalmente e culturalmente, dove molti uomini non riescono neppure a starci dietro, questa è la verità. Però abbiamo anche degli uomini e delle eccellenze. Allora, presento subito gli ospiti di questa mattina. Abbiamo in presenza la dottoressa Katia Morellato, medica referente per la violenza di genere Codice Rosa. Grazie dottoressa Morellato di essere qui con noi, e ringrazio tantissimo anche il dottor Ugo Moretti, collegato con noi da Verona, responsabile farmacologia Veneto AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, perché con le telefonate che ho ricevuto, dottor Moretti, e con quello che sentiamo e magari si legge anche, la verità è un po' traballante. Ieri ho avuto sia il professor Avruscio che il professor Rosato che hanno detto che non c'è da aver problema perché negli ospedali i farmaci ci sono. Non so se mancano in qualche altro posto, lo dicono, sono dovute anche alle guerre, queste guerre devastanti che poi portano le conseguenze dappertutto. Sentiremo anche cosa mi dice. Però io inizierei proprio, essendo anche donna, dalla dottoressa Katia Morellato, che sta cercando di far capire l'importanza di questa violenza di genere, di parlarne. Guardate che ogni giorno minimo sono 1 o 2 femminicidi, ma uccidono figli, mogli, non si capisce più niente. La mente umana dove sta arrivando? Non tutta, però una volta si diceva non è tanto sveglio, è ignorante, è un po' emarginato, ma vediamo che non tutto è così, anzi dei fatti gravi sono proprio su persone al di sopra di ogni sospetto.
su uomini che mai, poi mai immagineresti che facessero determinate cose. Perché è facile parlare l'8 marzo della festa della donna, se si può ancora chiamare festa dopo i femminicidi che abbiamo, i numeri che abbiamo, ma il rumore bisogna farlo sempre, tutti i giorni, 365 giorni all'anno, se vogliamo cambiare culturalmente, entrare nelle scuole, nei ragazzi che... Abbiamo degli esempi che se qualcuno non interviene, non so, perché sono anche pochi, sembrano che sia chissà quanti, ma non sono tantissimi. Ci sono, ma bisogna fermarli in qualche momento. Prego. Grazie Mirella, buongiorno a tutte e a tutti. Confermo quanto ha detto Mirella, purtroppo se ne parla magari in alcune occasioni, il 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza e l'8 marzo che è la giornata internazionale per i diritti delle donne, questi diritti che vengono purtroppo spesso calpestati, non riconosciuti e il femminicidio e la violenza sono una delle manifestazioni con le quali purtroppo l'uomo cerca di controllare la donna, cerca di porre fine alla sua libertà. Abbiamo visto, e sono di ieri, dell'altro giorno, anche il 13 di febbraio, ieri un'altra donna che è stata quasi uccisa, verosimilmente dall'ex marito della figlia. Questi uomini non riescono ad accettare la fine di un rapporto, la fine del controllo di quella donna e quindi il modo migliore secondo loro per porre fine alla loro anche il loro disagio, la loro sofferenza è quello di uccidere quella donna che è la causa secondo le loro idee del loro soffrire. Ha detto anche bene che una volta si pensava che fossero uomini magari disadattati o con livelli culturali bassi ad agire in questo modo. In realtà è stato dimostrato che la violenza è trasversale, quindi non ci sono differenze di ceto, non ci sono differenze a livello culturale, religioso o quant'altro. Molte donne che io vedo in pronto soccorso sono donne che hanno una laurea superiore, hanno magari anche dei master, hanno un livello sociale molto elevato, un'occupazione, quindi sono in teoria anche economicamente indipendenti e i loro compagni o ex compagni, quelli che agiscono violenza, altrettanto sono persone che hanno una laurea, sono avvocati, sono medici, sono industriali, persone anche facoltose. Purtroppo non esiste appunto questa differenza come si pensava un tempo. Quello è uno stereotipo che va assolutamente cancellato. La violenza è insita nell'essere umano, abbiamo imparato a gestirla e a controllarla. Parlava anche di giovani. È uscito da poco uno studio fatto da Scuola Net in cui hanno intervistato delle ragazze dai 14 ai 19 anni. Ed è emerso drammaticamente che 1 su 7 ha subito una qualche forma di violenza da parte del compagno o fidanzatino, come il controllo ossessivo del cellulare, piuttosto che il divieto di uscire con le amiche, il fatto di venire emarginate e tenute chiuse perché lui non vuole che io frequento la palestra, lui non vuole che io vado in discoteca, lui non vuole che io esca con quelle persone. E questa è una forma di violenza che le ragazze spesso non riconoscono. E la cosa ancora più paradossale è che un altro studio a livello europeo ha dimostrato che i maschi giovani sono in qualche modo, stanno tornando in qualche modo a un'idea vecchia del ruolo della donna, cioè la donna deve rimanere in casa, questa idea patriarcale che è un modo di pensare, non è implicita nel maschio, ma anche di alcune donne purtroppo, che la donna deve rimanere a casa, accudire i figli, può anche in teoria non ambire a fare carriera, perché quello è una cosa che riguarda l'uomo. E questo è terrificante, parlando adesso nel 2024. Quando si entra nelle scuole, e mi è successo recentemente dopo l'evento tragicissimo di Giulia Cecchettin, sentir dire, però anche lei, insomma, magari era meglio se non accettava, come se la responsabilità di quello che le è successo dipendesse dal fatto che lei, essendo una ragazza gentile, buona e accogliente, avesse una qualche colpa di quello che poi lui ha agito nei suoi confronti. Questo è terribile secondo me. Bisogna veramente fare un salto culturale importantissimo. Molto chiara, dottoressa Morellato, ma dottor Moretti, non è forse una violenza di genere anche aver testato i farmaci sugli uomini e prese dalle donne? Io l'ho saputo dal professor Garattini, siamo rimasti di stucco, nessuno ci ha mai detto niente. Non è forse anche questa una forma di violenza anche psicologica, molto profonda a mio avviso?
Perché nessuno ci ha detto niente? Perché il professor Garattini qui, l'ho avuto ospite 2 volte, dottor Moretti mi ha detto svegliatevi, la sua trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Allora io vi dico donne svegliatevi. Cosa si dice, dottor Moretti? Ma guardi, il tema del fatto che diciamo, i farmaci sono testati essenzialmente su soggetti maschi e quindi il tema in generale della farmacologia di genere, che è collegato al tema della medicina di genere, evidenzia il fatto che ci sono delle differenze appunto tra maschi e femmine, quindi è possibile che i farmaci possano funzionare in maniera diversa, così come ci sono delle differenze anche nella gestione se confrontiamo medici di sesso maschile con medici di sesso femminile. Per quanto riguarda le differenze riguardo i farmaci è un tema che è ancora diciamo, sottovalutato, però noi sappiamo, scusate ma un ritorno nelle cuffie, noi sappiamo che alcuni farmaci funzionano di più nelle donne e altri di meno, ci sono farmaci che sono studiati essenzialmente appunto su soggetti maschi ma poi vengono presi dalle donne, avviene anche il contrario, per esempio nell'ostoporosi gran parte degli studi che sono fatti sono studiati sulle donne, ma ovviamente l'ostoporosi è un problema che tocca anche i maschi, quindi è certamente un tema che è ancora diciamo, sottovalutato a livello generale perché di fatto noi usiamo farmaci con una dose che è stabilita su un soggetto maschio bianco di 70 kg e poi ovviamente ci sono invece delle differenze. Tra l'altro parlando di donne poi c'è anche il problema della gravidanza, perché la donna in gravidanza ovviamente ha delle differenze fisiologiche rispetto alla donna non in gravidanza. Quindi è un tema sicuramente che è sempre più rilevante, se ne parla di più, ancora non a sufficienza, e credo che in futuro potremo arrivare anche ad una informazione proprio sulle schede tecniche dei farmaci con dosi diverse a seconda del sesso. Per quanto riguarda la violenza invece è ovvio che questo tema riguarda anche tutte le persone che sono prevalentemente di soggetto femminile che lavorano in ambito sanitario, pensiamo agli infermieri o ai medici, insomma, quindi come si sa insomma, c'è il tema della violenza e lì dove sentiamo spesso violenza effettuata soprattutto su medici o infermieri di sesso femminile. Dottor Moretti, mi scusi, ma lei è una persona per bene, adesso parlo all'uomo, non parlo al dottor Moretti. Sapere che io prendo questo farmaco e nessuno mi spiega quello che è successo, la ricerca che è stata fatta, perché devo prendere questo farmaco. Nei medicinali ci sono i bugiardini, però non è scritto che questo farmaco è stato testato sull'uomo e non sulla donna. Perché questo stare zitti, non informare? Perché io non parlo, dottor Moretti, se è una cosa che mi dà fastidio è dividere il genere umano tra uomini e donne. Io parlerei di persone. Io penso che nel 2024, visto che abbiamo le armi nucleari, visto che andiamo nella Luna a fare i giretti, forse questa informazione da parte anche di questi ricercatori, di questi politici, perché poi dopo si gira tutto attorno là, cioè è inutile che ce la giriamo, non siamo state informate di quello che prendevamo, perché sono farmaci e io penso che nessuno può dare la sicurezza che quel farmaco testato su un uomo abbia provocato dei danni alle donne. Chi è che mi dice l'incontrario? Capisce che nel 2024 che non siamo più sprovvedute, sentire un grande uomo come il professor Garettini che mi dice svegliatevi, poi a me pensi a lei, dottor Moretti, quando ho sentito questo e lei sorride. Ecco, sono saltata dalla sedia, perché me l'ha detto proprio in una forma, ma fate tanto, ma non sapete neppure come gira la vita, svegliatevi. Ecco, non ne pensa che sia proprio una violenza di genere molto grave, fatta proprio da quella scienza, da quella ricerca e da quella politica che avrebbe dovuto informare? Allora, guardi, cominciamo col spiegare perché questa cosa parte, diciamo, quali sono le giustificazioni a questa differenza anche nella sperimentazione, che è una differenza che parte, adesso lei immagino conosca che quando noi mettiamo dei farmaci in commercio li proviamo prima anche nella sperimentazione animale. Ecco, anche in quell'ambito lì si tende ad usare più soggetti animali di sesso maschile. Perché? Perché
nel soggetto femminile ci sono le interferenze, per esempio con tutti gli ormoni, che possono, diciamo, complicare quella che è la valutazione della tossicità oppure dell'efficacia di un farmaco. Per lo stesso motivo, appunto, si è escluso o si è sperimentato i farmaci nella sperimentazione clinica soprattutto sui maschi, più o meno per gli stessi motivi, no? Ovviamente le donne hanno anche il problema che possono essere in età fertile, quindi questo crea dei problemi. Però il tema è certamente un tema che è stato oggetto di dibattiti. Io spesso ho fatto parecchie interventi, relazioni di recente, e la situazione sta decisamente migliorando da questo punto di vista. Quindi qui non parlerei di violenza in questo ambito, ma di una migliore conoscenza di quelle che sono le differenze rispetto a come i farmaci funzionano, perché ovviamente ci sono situazioni anche dove questa differenza non è rilevante dal punto di vista dell'efficacia, ma si tratta quindi di fare ricerca e di conoscere meglio le cose proprio per poter usare i farmaci al meglio. E dico anche che è un problema come dire, che riguarda anche la gestione, perché ci sono studi che dimostrano, per esempio, che dove la sperimentazione clinica è condotta da una donna, il numero di soggetti femminili inclusi è maggiore, quindi c'è una maggiore sensibilità. Allora, per fortuna, ci sono sempre più donne che sono inserite nel mondo del lavoro e ripeto, esiste una differenza che fa vedere che questa cosa probabilmente, si spera, andrà sempre a migliorare nel tempo. Sentiamo come commenta la dottoressa Katia Morellato, ecco, questi interventi che abbiamo fatto. Prego, dottoressa Morellato. Allora, io ringrazio il professore che ha detto, insomma, ha spiegato un attimo anche cos'è la ricerca. Ricordo che in Italia esiste una legge, la prima in Europa, per il momento, che ha inserito il termine genere nel contesto della medicina e quindi viene riconosciuto questa differenza di sesso che corrisponde alle differenze biologiche tra uomo e donna e il genere che è un costrutto sociale, economico e culturale che determina poi quello che una persona sente di essere e quindi il suo modo anche di presentarsi sia come uomo che come donna. Esiste anche un decreto attuativo in Italia 2019 e purtroppo molte regioni, tra cui la nostra, siamo ancora un po' indietro rispetto all'applicazione di queste leggi perché prevederebbe anche l'inserimento a livello universitario della formazione appunto rispetto a questa tematica e per il momento la formazione sulla medicina genere specifica, in realtà è più corretto definirla così almeno da quello che dicono le persone più esperte, dovrebbe essere inserita nel piano di studi in modo che già gli studenti di medicina dal primo anno comincino a capire qual è la differenza sul metabolismo, sulla tipologia di, che ne so, su come le malattie si presentano in maniera diversa rispetto all'uomo e alla donna. Faccio un esempio banalissimo che è conosciuto perché dal 1991, da quando una cardiologa statunitense, la professoressa Harvey, ha parlato di questo, cioè ha detto che, e questa era una sua frase che cito in maniera un po' magari non corretta, ma se ho un problema cardiologico è meglio che io sia un uomo piuttosto che una donna, perché è stato dimostrato che le donne vengono capite meno, studiate meno, trattate meno e anche peggio e più in ritardo. Quindi ricordo che la prima causa di morte nei paesi occidentali per le donne sono le malattie cardiovascolari. Okay? La violenza è la prima causa di morte nel mondo. Se guardiamo però, tutto il mondo, esatto. Ma le malattie cardiovascolari, le donne stesse non sono consapevoli perché molto spesso, faccio un altro esempio veramente banale, una donna che ha un senso di angoscia, un dolore un po' alla schiena, un po' si sente stanca, si sente un po' agitata, quello può essere un sintomo di un infarto. E non è il classico dolore al torace irradiato al braccio sinistro che noi abbiamo imparato a studiare e che abitualmente solo quello e basta. Quando negli opuscoli si vedono gli infarti come sono, si vede il maschio che si mette la mano sul petto oppure che fa così. Ecco, in realtà la donna può avere sintomi diversi, la donna stessa non li riconosce, quindi quando arriva in pronto soccorso banalmente riferisce ho le vertigini, mi sento un po' così, mi manca un po' il fiato e viene considerata molto spesso ansiosa e quindi l'etichetta viene applicata immediatamente e si arriva purtroppo, e questi studi ce lo dimostrano, anche ad un ritardo di 10 minuti, che dici è poco 10 minuti? No, è fondamentale, perché quei 10 minuti possono determinare un danno importante a livello del miocardio, cioè del cuore, del muscolo cardiaco e quindi anche un danno che poi rimane. Il problema di arrivare tardi e curare male le donne non è solo un problema di adesso nell'emergenza, ma significa avere una qualità di vita peggiore anche dopo.
Molto chiara, e ringrazio veramente anche la dottoressa Morellato di essere con noi questa mattina. Ascoltate bene, perché sono parole importanti da due persone molto competenti che stanno cercando anche di migliorare questa qualità di vita anche di questa figura femminile, che veramente è una figura importantissima a mio avviso, forse qualcuno non l'ha ancora capito. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Rinaldo, veloce, mi raccomando. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Alla dottoressa Morellato vorrei dire che i femminicidi, quelle cose lì contro le donne, non sono un fatto culturale, c'è proprio esseri cattivi, gente che è cattiva, che se veniva su ambienti brutti, abituati a essere maneschi, non si una volta non si vedeva perché questa me non era come adesso, seguiva i fiori, gli uomini lavorava tutti. Al massimo che non vedeva niente, lì a casa imbriachi, ma mi bastonava le mogli come chi fa adesso. E dopo non si è appena certa, perché coppa le mogli, coppa 8-10 anni e via fuori. Quella che è ancora peggio di chi che era coppato, i giudici che era queste pene e chi che ha fatto le leggi in Parlamento. È una vergogna. E basta, e non ne andremo mai fuori. Finché non ti darai pene e dopo su quello della sanità, queste robe che ti devono parlare, io ne conto quello che vogliono, ne altri che non sapevo, ne tolgo parchettini, no? Un medico che sa, non parlo di medici, parlo dei politici. Ti ha mai sentito un politico parlare del problema che ti tira fuori a te? Va bene, che se testi i medicinali sugli uomini e dopo è che serve alle donne. E ora siamo compagni. Ti dico solo una roba, gli uomini, siccome che donne intelligenti che ne tante, gli ha paura che le altre donne sapessero opposto, perché se fossero gli altri che come che fanno a muovere a casa, il mondo andrebbe meglio. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Caro Rinaldo, ti vogliamo bene. Allora adesso invece andiamo a vedere questo problema che c'è stato, questo farmaco bloccato. Stiamo parlando del farmaco Duchenne. Andiamo a sentire, poi sentiamo il dottor Moretti. Siamo scioccati perché appunto già come mamme, come genitori, come famiglie dobbiamo sopportare tanto dolore nella nostra vita, e quindi questa decisione sinceramente dal nostro punto di vista è disumana. La notizia temuta è arrivata stamattina ed è come un pugno in faccia per le famiglie dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato parere negativo e Translarna, l'unico medicinale al momento a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia, verrà ritirato dal mercato. In queste settimane vi abbiamo raccontato la battaglia delle famiglie di questi bimbi. Tra loro c'è anche Leonardo, 6 anni, di Mogliano. La mamma, Elena Semenzato, pensa con angoscia alle prospettive che ora si aprono per il futuro di suo figlio. La prospettiva che ci avevano dato i medici è che con questo farmaco lui potesse camminare quasi fino alla maggiore età. Invece adesso, se verrà tolto, la malattia ricomincerà a galoppare, quindi come possiamo sentirci? Cioè, che ci viene tolta l'unica speranza che avevamo. La chat delle mamme è piena di messaggi di disperazione e rabbia. Il farmaco non rappresenta una cura della malattia, ma, come confermato da molti medici che seguono i bimbi, ne rallenta il progredire. Noi come possiamo accettare una sentenza così in silenzio? Cioè, dobbiamo perlomeno farci sentire come genitori, perché siamo veramente... ci sentiamo di vivere un inferno, siamo disperati, i nostri figli già sono messi a dura prova da una malattia grave, degenerativa, la distrofia più grave esistente, quindi non ci sembra umano tutto questo. Dopo questo parere negativo ci sono 67 giorni di tempo prima che il farmaco venga ritirato dal mercato. Le scorte in Italia sono molto limitate, a differenza di altri stati europei. Che ne sarà di queste medicine? Si chiedono i genitori. Al momento non ci sono farmaci alternativi ed il futuro di questi bambini, temono mamme e papà, sarà peggiore di quello che potrebbe essere se continuassero la cura, magari in attesa di risultati della ricerca per curare la distrofia di Duchenne. E noi ci aspettiamo purtroppo che nostro figlio smetta di camminare
prima, che abbia problemi respiratori prima, perché è una malattia che attacca tutti i muscoli, compresi quelli respiratori e il muscolo cardiaco. Quindi il rallentamento è di tutte queste tappe quello che dà Translarna, e per noi era importantissimo, è importantissimo un rallentamento di queste tappe, perché il tempo per noi è estremamente prezioso e lo sono anche le condizioni di vita di questi ragazzi, perché dico, ok, già hanno una vita breve davanti, gliela vogliamo far vivere almeno nel migliore dei modi? Allora capisce, dottor Moretti, perché l'ho invitata, quanto importante saranno le sue parole, ecco, su questa mamma. Penso che è inimmaginabile pensare cosa si prova in quel momento quando ti dicono che questo farmaco non c'è più, che per te è una cosa veramente estremamente importante. Prego, dottor Moretti. Allora, guardi, partirei da una spiegazione per inquadrare, diciamo, il discorso. Qui stiamo parlando di una malattia rara, ok? Di una malattia che colpisce, per fortuna, insomma, poche persone nella popolazione. Allora, per tutte le malattie rare il problema principale è quello di trovare dei farmaci, perché i farmaci sono sviluppati dalle aziende farmaceutiche ed è ovvio che se i malati sono pochi non c'è una convenienza, diciamo, nello sviluppare farmaci nuovi. Per cui si parla appunto di farmaci orfani quando parliamo di farmaci destinati alle malattie rare. Questi farmaci sono sviluppati ovviamente in maniera più complicata rispetto ai farmaci che trattano patologie molto frequenti, perché ovviamente è più complicato dimostrare l'efficacia. Ricordiamo che se un farmaco non è efficace non serve. E quindi cosa succede? Molto spesso quando si approva un farmaco per una malattia rara, diciamo, si cerca di accelerare questo processo proprio perché parliamo di malattie che sono spesso, oltre che rare, anche gravi, e quindi si mette in commercio il medicinale dicendo ok, lo metto in commercio, però intanto che è in commercio io cerco di capire con degli studi ulteriori se è effettivamente efficace o se ci sono problemi di tossicità che non ho visto in precedenza. Ora, io diciamo non ho un'esperienza specifica nella distrofia di Duchenne, ma mi risulta che questo farmaco sia stato ritirato dal commercio proprio per un problema di mancanza di efficacia, cioè vuol dire studi che sono stati valutati dopo che il farmaco era stato inserito nel commercio hanno valutato che l'efficacia del farmaco non era sufficiente a garantirne la messa in commercio. Allora io credo che sia importante chiarire questo punto. Ripeto, io non sono un esperto di questo farmaco nello specifico, perché non ho potuto, insomma, guardare la letteratura, però credo che il concetto di dire guardate che noi dobbiamo garantire trattamenti che siano efficaci alle persone, e se un trattamento non abbiamo la certezza che funzioni, cioè il fatto di dire vai, proviamo qualcosa che mi rendo conto sia umanamente comprensibile in mamme, in soggetti che hanno queste patologie gravi e dove è anche difficile trovare magari una cura, perché magari una cura non c'è oppure si va ad usare qualche farmaco alternativo. Però credo che il concetto di dire abbiamo bisogno di usare un farmaco che funziona sia un concetto che debba valere, soprattutto, ripeto, quando noi abbiamo come dire, farmaci magari che hanno scarsissimi dati di efficacia e che magari costano un sacco di soldi. Siccome è sacrosanto che tutti noi dobbiamo essere garantiti nell'accesso alle cure, ma è altrettanto vero che le risorse del sistema sanitario sono limitate, allora usare dei farmaci che funzionano credo che sia la prima necessità, cioè quello di essere sicuri che quello che sto dando alle persone ha degli studi che dimostrano l'efficacia. Qua non si va a sperimentare o a cercare o a provare qualcosa di cui non siamo sicuri. Ecco, credo che questa fosse la situazione del farmaco che è stato ritirato. Non lo so se ovviamente ci saranno delle altre possibili forme di cura alternative per questa patologia grave e ripeto, è assolutamente comprensibile la disperazione, la preoccupazione dei malati e dei parenti che sono vicini a questi malati. Sono situazioni molto complicate dal punto di vista della cura per i problemi che le ho detto in precedenza. Vede, dottor Moretti, io la ringrazio di questa spiegazione perché apre molte porte che
erano chiuse, che è la conoscenza di quando si parla, di quello che si sente e si ascolta. Io inviterò anche questa mamma, dottor Moretti, in trasmissione se vorrà venire, però quello che mi preoccupa è quando questa mamma dice: i medici che hanno in cura mio figlio mi dicevano che questo farmaco avrebbe funzionato, poteva farlo camminare anche in età molto più avanzata di adesso. Ma allora mi sembra di tornare, dottor Moretti, a quando c'era il vaccino, che certi medici dicevano che il vaccino faceva male, che non andava fatto, perché questo abbiamo sentito, medici di famiglia, medici che lavoravano negli ospedali. Allora capisce che questa mamma, questi genitori che hanno questo bambino e che viene prescritto da questi medici, che gli dicono prendi questo per tuo figlio che sicuramente avrà dei miglioramenti, io penso che questi medici avrebbero dovuto dire: proviamo, cerchiamo di provare, vedremo, ma non dare, almeno da quello che ho sentito, ma dopo approfondirò, dottor Moretti, una mamma che dice: mi avevano assicurato che questo faceva bene ed è disperata. Capisce che anche porsi di fronte alle famiglie, anche come conoscenza, chissà, dovrebbe essere diverso, dovrebbe dare un'informazione corretta, perché stiamo parlando di malattie rare che ancora non si conoscono, come dice lei, siccome sono poche, sono tantissime, ma sono poche come i numeri, l'ha spiegato molto bene lei. La ricerca non investe perché sono pochi, i numeri non mi permettono di fare questo, anche se a mio avviso piuttosto del nucleare investirei su queste, sulle malattie rare, però è un mio pensiero. Capisce che questi genitori sono disperati proprio per le parole che hanno sentito, perché se questi medici avessero detto: beh, cerchiamo di provare, proveremo questo farmaco, vedremo, ma questi danno delle certezze, dottor Moretti, è questo che preoccupa. Prego. Sì, guardi, allora, quello che è importante, insomma, inquadrare in questo contesto è che la decisione che viene presa nell'immissione in commercio o nel ritiro di un farmaco è una decisione che viene presa dalle agenzie regolatorie, quindi adesso di fatto tutte le decisioni, soprattutto su questi farmaci, sono prese a livello europeo, no? Quindi c'è un'organizzazione che ha al suo interno esperti nominati da tutte le agenzie europee che valutano praticamente la documentazione che viene presentata. Ora, come dire, le decisioni sono prese quindi su decisioni basate sulle evidenze e quindi bisognerebbe capire, perché se uno dice non sono d'accordo con quella che è la decisione presa, ripeto, mi pare di ricordare che questo sia stato ritirato per un problema di mancanza di efficacia. Evidentemente gli studi che erano stati fatti non erano sufficienti a garantire che il farmaco funzionava. Ora, lo stesso principio è applicato per la valutazione di tutti gli altri farmaci e per la valutazione di tutti i problemi legati ai farmaci. Io seguo nello specifico questo, ma quando mi riunisco nel segretariato in AIFA guardiamo i dati che abbiamo a disposizione. Altro problema, come dice lei, è come questa informazione e queste decisioni che vengono prese vengono trasmesse e comunicate agli operatori sanitari, medici, farmacisti, infermieri e altro. È ovvio che c'è un problema anche in questo ambito, cioè bisogna cercare di migliorare la comunicazione, le spiegazioni, tra l'altro non solamente agli operatori sanitari ma anche direttamente ai pazienti. Su questo si è investito poco. Adesso AIFA sta partendo con un grosso progetto nazionale proprio dedicato all'informazione indipendente, perché anche questo è importante, bisogna che sia un'informazione non mediata dall'industria farmaceutica. Però separerei le due cose, cioè separerei quelle che sono le decisioni prese, se un farmaco funziona o non funziona, e invece come questa informazione arriva agli operatori sanitari e ai medici che usano questi farmaci. Benissimo, però dottor Moretti, poi andiamo in pubblicità. Il problema è che ieri ho avuto anche il professor Rosato, immunologo,
il quale ha parlato anche di integratori ed era molto perplesso. Ma siete sicuri che vi facciano bene? Ma sapete che ci sono dei grossi problemi a prendere gli integratori? Capisce che forse ha ragione Rinaldo, qui c'è una confusione, noi prendiamo, ci fidiamo e poi alla fine invece sentiamo le parole che ha detto anche lei e che ha detto il professor Rosato col professor Abruscio ieri, che ci lasciano molto perplessi, dottor Moretti, ma veramente molto perplessi. Pubblicità. Guardi. No. Recentemente abbiamo appunto accolto una mamma con 2 bambini, è stata qui la notte e poi la mattina dopo è stata accolta in una casa di fuga. Una stanza per accogliere donne vittime di violenza e ove presenti anche i loro bambini. Ecco il progetto reso possibile grazie alla gara di solidarietà di associazioni, centro antiviolenza, azienda sanitaria comune e provincia e alla sensibilità di medici e infermieri del pronto soccorso. Da loro è partita l'idea, troppe le donne arrivate al nosocomio per curare ferite con evidenti segni di maltrattamenti. Ultimamente tante, che però poi continuano il percorso, sono molto poche. Tante vengono, chiedono aiuto, vogliono il referto per andare dai carabinieri, però è un percorso lungo quello della donna, di accettare che quella situazione non è quella giusta e prendere il coraggio di andarsene. Un letto matrimoniale, biancheria intima, una tuta, lenzuola e coperte. Ogni suppellettile acquistato grazie ad una raccolta fondi attivata sul territorio. Anche se serve solo per una donna all'anno, va bene, abbiamo fatto qualcosa, insomma. Sono vittime di violenza da parte dell'uomo, del partner o del compagno, quindi è importante questo perché riusciamo a isolare e dare la possibilità alla persona di stare staccata dalla situazione di criticità e poi essere inviata al centro aiuto della famiglia, cioè il CAV, quindi è importante sì realizzare questa cosa. Centro antiviolenza di Vittorio Veneto che ha seguito lo scorso anno 120 donne, quest'anno le donne che hanno chiesto aiuto sono già 116. Arriviamo fino a farla uscire da questo tunnel, dando a lei la possibilità di ricollocarsi nella società. Ci sono quindi contributi pubblici sia per fare la patente, per trovarsi una casa, le aiutiamo ad inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi c'è la possibilità davvero di uscire da queste brutte storie. Allora, prima di commentarlo con la dottoressa Morellato, questo importante servizio, abbiamo, se è ancora in linea, Rina Daloria. Rina... Ecco, è caduta la linea proprio adesso, vabbè, riproveremo. Allora, dottoressa Morellato, come commentiamo? Intanto questa iniziativa che è stata inaugurata, insomma, questa stanza a Conegliano il 14 di dicembre è frutto del lavoro non solo della collega che ha parlato, dottoressa Barban, e del gruppo di lavoro di Conegliano, ma di tutta l'azienda Marca Trevigiana 2 che da anni si sta impegnando per far emergere i casi di violenza e per aiutare le donne che chiedono aiuto, le donne che arrivano direttamente in pronto soccorso ma che a volte magari non ci raccontano di essere vittime e che abbiamo imparato a riconoscere invece come vittime di violenza domestica o di genere. L'iniziativa della stanza all'abbraccio di Conegliano verrà replicata a breve a Montebelluna, l'8 marzo ci sarà l'inaugurazione della stanza rosa a Montebelluna. Stiamo cercando di attrezzare anche stanze rosa o stanze insomma dedicate alle donne negli altri pronto soccorsi, quindi Oderzo, ci sarà Vittorio Veneto, ci sarà Castelfranco, a Treviso c'è già l'Isola Rosa da un po' di tempo e verrà ampliata adesso che il pronto soccorso verrà anche allargato insomma con i lavori che stanno facendo. È una stanza importante per permettere alla donna e ai minori che spesso l'accompagnano di essere accolte in una dimensione un po' più dignitosa, ovvero più coccola, se possiamo così definire, un po' più raccolta, dove possono trovare anche uno spazio tutto per loro, lontano dagli altri pazienti, perché insomma non è bello che una donna con i bambini magari venga messa a fianco di persone che hanno problematiche diverse e che spesso possono anche essere, come si può dire, molto impattanti dal punto di vista psicologico, data la situazione che la donna e i bambini stanno vivendo in quel momento. Ripeto, l'azienda Marca Trevigiana da tantissimi anni sta occupando di questo, abbiamo fatto sempre iniziative, ogni anno ne facciamo alcune per sensibilizzare. Abbiamo per esempio nell'occasione del 25 novembre dell'anno scorso messo anche il numero 1522 che abbiamo, qua, che è importantissimo. Abbiamo noi in tutte le divise, tutti il personale pronto soccorsi dei vari distretti, abbiamo questa spilla, abbiamo anche un braccialetto con scritto Stop alla violenza 1522 che io regalo adesso a Mirella. Grazie dottoressa Morellato, me lo metto subito, guardate. Che è importantissimo perché ci ricorda che quel numero 1522 è un numero nazionale, multilingue, Eccolo H24.
che chiunque, la donna può telefonare, ma anche il familiare della donna, il papà, gli amici, i colleghi, per avere anche informazioni, la donna stessa, per capire se quello che sta vivendo è un problema magari legato alla violenza, oppure è solo un problema di conflitto all'interno di una coppia. E in più il 1522 dà anche informazioni su quelli che sono i centri antiviolenza della zona dove la donna vive, perché i centri antiviolenza sono il nostro interlocutore principale, perché loro poi prendono in carico la donna e l'accompagnano, come è stato detto anche nel servizio, a un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Dottoressa Morellato, come si pone questo compagno, questo uomo, perché non sempre la denuncia è immediata, questa donna delle volte addirittura non la fa, ci ripensa, quando viene a trovarla, poi penso arriverà all'ospedale questo uomo, anche forse per fingere, per dire non è vero e convincerla magari anche a non fare la denuncia, non è vero, non ho fatto niente, ti sei sbagliata, non è questo, questo me lo diceva un'amica cara purtroppo, che non so veramente come si faceva ad accettare una situazione del genere. Tu mi hai fatta a volte, dottoressa Morellato, e lei non si decideva a denunciare, mi proibiva anche di farlo, perché lei accettava perché lei voleva quella famiglia con i figli, con quell'uomo. Pensate, perché anche noi delle volte queste crocerossine siamo anche stancate, noi che non le vogliamo fare. Ecco, come si pone questo uomo di fronte a un fatto evidente, entrare in questa stanza nell'ospedale e confrontarsi dopo con voi, con questi medici? Allora, abitualmente l'uomo non arriva dicendoci che non è vero quello che la donna riferisce. A volte accompagna le donne e vuole rimanere lì perché vuole sentire quello che lei ci racconta. Noi abbiamo imparato a spiegare gentilmente, come facciamo in genere, se la persona, il paziente o la paziente che arrivano non sono persone che hanno necessità di essere accudite, minori piuttosto che persone anziane con disturbi tipo l'Alzheimer e quant'altro, i familiari vengono tenuti fuori. Quindi il marito, che tanto non è neanche un parente della paziente, rimane gentilmente fuori e noi parliamo con la donna. Ovvio che la donna in quel momento sappiamo essere a rischio, soprattutto se capiamo che c'è da parte sua la paura rispetto alla persona che l'ha accompagnata. A volte li accompagnano le donne o anche i bambini perché sono spaventati, perché sanno che hanno superato il limite, no? Hanno fatto tanto male e quindi si preoccupano della salute di quella persona, paradossalmente, nonostante siano loro la causa del danno. Per quanto riguarda la stanza, il fatto che loro sappiano che noi abbiamo a disposizione questa opportunità per le donne vittime di violenza, credo, non so se li farà essere ancora più limitanti, no, rispetto al fatto che la donna possa accedere ai servizi. A volte le donne arrivano in pronto soccorso nel momento in cui sanno che l'uomo è al lavoro, i bambini sono a scuola e quindi hanno un tempo limitato per poterci raccontare le cose, ed è quel tempo prezioso che dobbiamo imparare a cogliere per poterle sganciare da quella violenza. Tante donne fanno fatica ad uscirne perché purtroppo siamo cresciute noi donne con questa idea, no, che dobbiamo essere accudenti, che la cura è compito nostro, che dobbiamo prenderci carico dei mariti, appunto, ed è veramente un problema culturale, purtroppo, che ci hanno inculcato nella testa. Dobbiamo imparare a capire che noi siamo esseri umani, portatrici di diritti, come lo sono gli uomini, questo è, e che in caso di violenza, in caso di situazioni appunto così terribili, possiamo trovare anche qualcuno che ci aiuta. Non è facile, non è che si cambia da un giorno all'altro, certe cose sono sedimentate e la paura della donna di uscire e di affrontare una situazione nuova spesso la porta a rimanere in quella che già conosce, dice poi devo affrontare magari il processo, magari devo affrontare l'agonia della mediatica. Purtroppo anche i familiari a volte dicono ma no, ma stai a casa, pensa ai tuoi figli, come se i figli in quella situazione stessero bene. In realtà no, è stato dimostrato che i bambini che crescono in una situazione di violenza hanno gli stessi disturbi che possono avere i soldati che tornano da un campo di guerra. Avete capito? Quindi non fa bene rimanere in quella situazione, anche se magari a volte non si è consapevoli, i bambini assorbono tutto quello che viene loro purtroppo insegnato. Vede, dottoressa Morellato, io pregherei le nostre parlamentari di qualsiasi partito
di iniziare a capire che forse è giunto il momento che non sia la donna che deve abbandonare la sua casa con i figli, ma che sia l'uomo a essere messo in comunità. Perché questa storia che la donna viene portata via, io l'ho vissuta di persona e lei lo sa, con questo ragazzino che è scappato 3 volte dalla comunità perché voleva stare nella sua casa. È quella la mia casa, lui scappava di notte, non accettava la comunità. Sto da solo, vivo da solo, ma voglio la mia casa. Capite che traumi ci sono? Allora, queste parlamentari, visto che sono anche pagate da noi, se per cortesia potete fare un passo in avanti, allontanare l'uomo e non questa donna con i bambini, pensate che trauma, lasciare le loro case, le loro abitudini. Sapete quando poi si è bambini, ecco, quanto è importante la tua cameretta, i tuoi giocattoli, i tuoi amici, routine, sì. E portare via questo uomo, ecco, questo uomo che veramente non ne possiamo più, perché ce ne sono sempre di più. Grazie veramente anche per quello che ha spiegato. Allora andiamo a vedere invece adesso la giornata Banco del Farmaco a Venezia e poi la commentiamo col professor Moretti. La raccolta farmaci per i poveri come sta andando? Sì, no, è andata molto bene, sì, al di là delle aspettative, visto il tempo poco clemente e anche il periodo sotto carnevale pieno di turisti, non pensavo che riuscissimo ad avere un risultato del genere. Grazie all'aiuto di molti volontari e benefattori, la giornata della raccolta del farmaco è giunta alla 23esima edizione. Quest'anno, dal 7 febbraio e fino a domani, i cittadini potranno recarsi nelle farmacie aderenti e donare farmaci senza obbligo di ricetta agli enti del territorio che assistono persone bisognose. È una campagna molto utile per persone che hanno veramente bisogno, persone che non riescono veramente a tirare avanti fino a fine mese, che hanno problemi economici abbastanza alti, che hanno anche famiglie numerose, quindi pensare di dare dei farmaci per bambini che hanno bisogno, cioè il semplice paracetamolo magari per stati influenzali, così sono cose veramente utili. Sono quasi un centinaio qui. Sì, sono quasi un centinaio di farmaci, prodotti che vanno tanto, insomma, cioè prodotti che si usano tranquillamente. Chiaro, sono farmaci e prodotti farmaceutici senza obbligo di ricetta medica. Adesso poi i farmaci verranno a prenderli, li ritireranno direttamente gli enti che appunto hanno richiesto questa opportunità. Siete felici? Sì, no, devo dire che ero partito un po' così, sì, con poche aspettative, invece adesso mi rendo conto che si può rifare. E anch'io devo dire grazie perché anche quest'anno con la Fondazione Rava abbiamo raccolto tanti farmaci per i bambini che sono arrivati al nostro banco solidale qui a Treviso e ringrazio anche l'associazione combattentistiche di Treviso che mi hanno aiutato in questa raccolta. Allora, professor Moretti, un'altra cosa che voglio dire che ha detto il professor Garattini, ha detto prendete troppi farmaci, la gente prende troppi farmaci e troppi antibiotici. Com'è la situazione? Ma la situazione intanto collegata anche al servizio che avete fatto vedere, a questa iniziativa, è il fatto che bisogna capire che quando parliamo di farmaci che diciamo ci sono farmaci che sono sperimentati e che sono venduti appunto in farmacia e solo lì perché hanno dimostrato di essere efficaci. Ci sono invece dei prodotti che chiamiamo integratori ma che sono visti come farmaci dalle persone che sono di fatto gestiti come alimenti, quindi non hanno dovuto dimostrare di funzionare per essere messi in commercio. E quindi, siccome viviamo in un contesto nel quale noi veniamo a contatto con la pubblicità o con messaggi che ci fanno passare come farmaci anche gli stessi alimenti, cioè, che so, l'acqua che è arricchita di calcio che va bene allora per l'osteoporosi, oppure lo yogurt che ti mette a posto l'intestino. Quindi anche in pediatria il problema è proprio quello di esagerare nell'uso di sostanze che tra l'altro spesso non hanno dovuto dimostrare di essere efficaci, sono vendute appunto come alimenti, come integratori e quindi tra l'altro non rimborsati dal sistema sanitario e quindi la gente li deve pagare. Allora in questo caso serve un messaggio per capire questa differenza, diciamo, alle persone. E l'altro problema che abbiamo è che molto spesso questi prodotti sono prescritti o consigliati direttamente dai medici o dai farmacisti. Noi siamo il primo paese europeo per consumo di integratori alimentari, primo,
è un mercato enorme, in forte crescita, e non dobbiamo dimenticarci che dobbiamo usare dei prodotti quando servono. Quindi iniziative come quelle che abbiamo visto sono utilissime, perché ci sono tanti farmaci fondamentali presi direttamente in farmacia, come il paracetamolo o altri, e quindi è giusto, è molto utile, però ecco, ricordiamoci che ci sono medicinali e medicinali, che non tutti i medicinali sono uguali. Allora, l'ultima domanda, poi la lascio, professor Moretti. Allora, i vaccini, abbiamo fatto chi la terza, quarta, quinta dose, adesso arriverà la primavera, poi l'estate. In autunno cosa ci aspetta? Se sa qualcosa, come funzionerà, sa qualcosa a dirci, perché così informiamo anche quelle persone diversamente giovani che sono ancora molto scettiche? Allora, dunque, se parliamo di Covid, immagino, no? Quindi sì. il problema è che ormai la situazione si è normalizzata. Cosa vuol dire normalizzata? Non vuol dire che questa patologia è scomparsa, ma rimarrà endemica, cioè vuol dire sempre presente, come è presente per esempio l'influenza, e quindi ovviamente come per l'influenza rimane molto utile l'accesso alla vaccinazione, che dovrà essere ripetuto, come noi facciamo ogni anno il vaccino dell'influenza. Arriveranno a breve vaccini che integrano insieme la vaccinazione influenzale con quella Covid, e quindi il Covid sarà una patologia respiratoria che avrà le possibili conseguenze gravi, per fortuna con una frequenza molto più bassa, perché ormai i nostri organismi hanno avuto modo di rafforzarsi con il contatto con questo virus. Ma la vaccinazione resta sempre importante, insomma, quindi come dovremmo fare tutti il vaccino influenzale, così come si potrà fare il vaccino unito, che unisce influenza e Covid. Quindi affrontare la vaccinazione con la certezza che la vaccinazione dimostra la sua efficacia, che funziona e che ci protegge da conseguenze più gravi. Ricordiamo che in influenza purtroppo ogni anno muoiono migliaia di persone per le conseguenze e le complicanze dell'influenza. Grazie veramente al professor Ugo Moretti, responsabile farmacologia Veneto AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, per essere rimasto con noi e averci spiegato anche molto bene com'è la situazione. Ognuno faccia le riflessioni, perciò però capite che abbiamo delle persone molto competenti che vi stanno facendo capire l'importanza della vaccinazione e dei farmaci. Veramente grazie professor Moretti. Dottoressa Morellato, che appello vuole fare, come ci vuole salutare, ma soprattutto fra poco arriverà l'8 marzo, tanta confusione, tanto bello, bellissimo, mimose, che è anche un fiore che si consuma subito. A me ho messo un fiore che dura di più, la mimosa, cioè, vabbè, non importa, ecco, non è una festa ma è una riflessione quest'anno molto forte che dobbiamo fare tutti assieme, uomini e donne. Ricordo appunto che l'8 marzo è la giornata per i diritti delle donne. La festa è stata poi, vabbè, perché molto spesso mi ricordo, quando ero più giovane anch'io, sembrava quasi che la donna potesse uscire di casa solo in quel contesto, perché era concesso loro, visto che era la loro giornata, questo dei maschi, di poter trovarsi con le amiche e fare qualcosa. Lo trovo un po' così grottesca questa interpretazione della giornata, che sicuramente può essere una festa, ma una festa per la conquista di tutti i diritti che noi donne abbiamo in questo momento, che sono sempre però messe in discussione. Il diritto all'aborto, quindi a una gravidanza sicura, il diritto alla scelta, se poter tenere bambino oppure no, che è ovviamente opinabile, ognuno ha le sue idee, ma non possiamo discutere su quelle che sono le sensibilità del singolo individuo, in questo caso della donna. Abbiamo varie leggi che ci hanno tutelate dal divorzio, piuttosto che contro il delitto d'onore, contro la legge sulla violenza sessuale, che finalmente dopo nel 96, soltanto nel 96, è diventata legge che tutela praticamente la donna come reato, come vittima, e non è solo un reato contro la morale pubblica. Abbiamo fatto un sacco di conquiste, bisogna che teniamo sempre però le orecchie alte e che siamo sempre attente, perché purtroppo abbiamo visto, e lo dicevano persone più autorevoli di me, che quando ci sono delle crisi i primi diritti che vengono messi in discussione sono proprio quelli che riguardano le donne, quindi dobbiamo stare molto attenti.
E l'altro appello che faccio, sempre importante, il numero 1522. Qualsiasi donna avesse un dubbio su quella che è la situazione che sta vivendo può chiamare il 1522, può rivolgersi ovviamente ai pronto soccorsi, noi siamo aperti H24 tutti i giorni dell'anno, o alle forze dell'ordine che come noi sono sentinelle del territorio e possono aiutarle. Anche le farmacie, anche i medici di famiglia, anche i pediatri di libera scelta. Stiamo facendo la formazione, una cosa importante che ho dimenticato di dire prima, come azienda sanitaria insieme al tavolo interinstituzionale di Treviso e a tutta l'azienda sanitaria, appunto i vari distretti, stiamo facendo delle serate informative rivolte alle parrucchiere e alle estetiste del territorio, che anche loro possono intercettare donne vittime di violenza, visto il lavoro che fanno, e faremo a tappeto anche in altri contesti dove le donne possono accedere, dalle palestre piuttosto che alle discoteche e quant'altro, perché è importante che tutta la società sia informata e abbia contezza di quella che è la violenza, perché ognuno di noi può fare la sua parte. Voltarsi dall'altra parte, far finta di non vedere, far finta di non sentire, ci rende complici. Però dobbiamo essere ascoltate anche dagli uomini. Ecco, a questi incontri devono partecipare assolutamente gli uomini, sì. Devono essere accompagnate queste donne dal compagno, dal marito, fare passaparola, perché noi dobbiamo parlare a loro. Noi ci siamo già, dottoressa Morelato, sono loro che mancano in molte situazioni e devono partecipare se vogliono migliorare anche culturalmente. Ci sono uomini cosiddetti di buona volontà che si danno da fare e che fanno tantissime cose anche per le donne. Loro dovrebbero scendere in piazza, dovrebbero iniziare a urlare basta la violenza, e ogni volta che vedono un amico, un vicino di casa, un collega di lavoro che fa battute sessiste, che si comporta in maniera scorretta, dovrebbero emarginarlo. Ci vuole un dissenso sociale rispetto a questa tematica. Non possiamo semplicemente, come ha detto giustamente lei, Mirella, essere sempre noi donne a prenderci carico delle cose. Le abbiamo fatte per anni. È giusto che adesso lo facciano anche gli uomini. Devono iniziare, perciò l'8 marzo, uomini, scendete in piazza, difendete queste donne da queste anche veramente delle volte delle parole sessiste, di una volgarità unica, o anche di questi sguardi. A noi basta uno sguardo per capire come ci sta guardando un uomo, e questo delle volte è veramente molto imbarazzante, ve lo posso assicurare. Grazie veramente dottoressa Morelato, Katia Morelato, medica referente per la violenza di genere e codice rosa l'ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottoressa, grazie dottor Moretti. Pubblicità. Vi presento altri due ospiti graditissime, ma veramente io sono onorata di avere queste donne, anche gli uomini, ma soprattutto queste donne in presenza che hanno il coraggio di metterci la faccia nonostante tanto dolore, che stanno cercando di migliorare la qualità della vita nonostante anche tante esperienze negative, ma soprattutto di dare anche dei messaggi positivi. Allora saluto tantissimo Ute Maier, mamma di Davide Marchetto, vittima purtroppo di incidente stradale. Questa mamma ne parlerà questa mattina. E saluto anche, collegata con noi da Paese Treviso, la dottoressa Silvia Grigolin, presidente Family Way, che poi spiegherà cosa sta cercando anche di dare come messaggio positivo, di coinvolgere la comunità, perché è molto importante. Grazie anche a lei, dottoressa Grigolin. Allora, partiamo proprio con le locandine della dottoressa Grigolin per capire cosa sta organizzando e cosa cerca di dare come messaggi positivi. Allora, vediamo le locandine e così la dottoressa Grigolin le commenta. Prego, dottoressa. Buongiorno Mirella. Sì, questo è un progetto che è nato in realtà la primavera dell'anno scorso e che si chiama E tu come facevi? È stato diffuso in particolar modo nel comune di Noale perché ci ha concesso il patrocinio, però anche in altri comuni, ed è nato per favorire lo scambio generazionale tra anziani e giovani. Mi sentite? Sì, benissimo, dottoressa. Ah, ok, sentivo un rimbombo strano. E perché? Perché è una delle finalità dell'associazione Family Way, quella di aiutare le giovani generazioni a mettersi in contatto con il bagaglio esperienziale dell'anziano, che ha tutto un suo sapere che può essere di grande aiuto. E
Poi, come tu sai, Mirella, nel sociale si nasce con un'idea, ma poi le cose cambiano in base a quello che accade. E in questo caso, conoscendo queste persone con più esperienza di noi, ci ha colpito in particolar modo quello che ci raccontava uno di loro, il signor Giuseppe Giacomelli, che abita proprio in una frazione di Noale, che negli anni, perché poi gli anziani ci raccontano i loro interessi, le loro passioni, e questo signore negli anni ha raccolto, attraverso un lavoro di ricerca negli archivi storici, la storia vera di una crocerossina. Sembrerebbe una storia passata, in realtà è estremamente attuale, perché è una giovane donna che è morta poco prima della fine della Prima Guerra Mondiale, dedicandosi ai soldati, credendo molto in valori legati alla pace, e diventando anche famosa inizialmente come campionessa italiana di tennis, in un'epoca in cui le donne in realtà giocavano di ma il tennis era prevalentemente uno sport maschile, e dedicandosi fino alla fine, pur sapendo di essersi ammalata di spagnola, che è una pandemia che ha devastato popolazioni, fino alla fine ai soldati, lei chiamava i suoi figlioli. Per cui in realtà questo lavoro, che è iniziato per avvicinare giovani anziani, ci ha permesso di conoscere gli interessi degli anziani, ma soprattutto i loro valori, e non potevamo non trasmettere ai bambini. Quindi abbiamo deciso di chiedere a un artista, Alberto Fioravanzo, di realizzare questa storia anche feroce, cruda, in maniera più poetica, delicata, attraverso la realizzazione delle sue tavole, perché ha realizzato proprio un fumetto. E questo verrà poi divulgato gratuitamente ai bambini, alle scuole, l'abbiamo fatto anche in formato digitale. E questo progetto quindi ha preso questa piega e sta andando anche in altre direzioni rispetto un po' alle aspettative, ma l'idea è anche di seguire quello che le persone poi ci trasmettono, ci raccontano, e con loro i loro ideali, i loro valori. Allora, guardiamo anche queste foto che ha mandato appunto la dottoressa Grigolin per capire anche questo progetto molto importante, questo coinvolgimento di queste figure meravigliose, come li chiama Mirella, diversamente giovani, che hanno tanto da imparare e noi dobbiamo tanto ascoltare, perché loro imparano sempre di più, hanno voglia di conoscere. Pensate le centenari, quanti ne abbiamo? Abbiamo sentito l'altro giorno un numero incredibile, noi li intervistiamo e ci sembra impossibile che abbiano questa età, e loro sono curiose, vogliono sempre imparare, vogliono darsi da fare, e sto lavorando a maglia, sto lavorando a uncinetto. Ecco, cosa ci dice dottoressa Grigolin? Sì, hanno degli interessi che è utile poter trasmettere, perché con i loro interessi trasmettono anche tutto un bagaglio di sapere e di conoscenze che se no andrebbero perdute, sarebbe veramente un peccato, e una vivacità e anche una voglia di mettersi in gioco. C'è chi addirittura, alcune giovani coppie ci dicevano: io faccio fatica ad andare a prendere il bambino all'asilo, c'è chi ci ha detto vabbè, vado io a prendere il bambino all'asilo, per cui anche dando un aiuto molto concreto. Questo è bello perché permette di creare delle reti comunitarie e di permettere alle persone di aiutarsi, un po' come si faceva di più nel tempo passato, quindi favorendo delle reti solidali e dando delle risposte anche concrete, perché alla fine serve anche questo, no? Per poter essere di aiuto, proprio perché hanno questa vitalità e questa voglia di fare che ci trasmettono. Addirittura c'è chi ci raccontava che per andare a lavorare occorreva prendere la bicicletta, fare un tragitto molto lungo, cose che per noi magari adesso siamo abituati alla comodità della macchina. Se poi fa freddo già ci lamentiamo, in realtà non fa freddo per niente, per cui hanno tutto un insieme di valori, di saperi che arricchiscono e che è bene poter tramandare, non dimenticare. Molto importante. Adesso invece andiamo a conoscere questa mamma, Ute Meier, che questa mattina ci mette la faccia per far capire che il dolore non passa mai, un dolore immane, un dolore grandissimo, perdita del figlio. Pensate, andiamo a sentire e vedere il servizio, poi lo commentiamo con Ute. Io sono la mamma di Davide Marchetto, che vediamo qui, che è morto
Ormai 12 anni fa. È stata una tragica coincidenza, non è stata colpa di nessuno e l'unico che ha rimesso è stato lui. Nonostante ciò abbiamo, per sopravvivere anche un po', abbiamo elaborato i suoi testi che ha scritto con degli artisti trevigiani che sono anche molto conosciuti e abbiamo devoluto e ricavato all'Associazione Vittime della Strada, alla quale ci siamo avvicinati, anche perché, come abbiamo già sentito prima, il fatto è che si rende conto che non si è soli aiuta tantissimo, e vedere magari anche persone che sono già sopravvissute a questo dolore che è indescrivibile aiuta. E quindi questo sì, ci ha tirato su, soprattutto mio marito, che non è venuto oggi perché non ce la fa. Il dolore anche dopo tantissimi anni è troppo grande, e anche io, tirando fuori gli articoli dei giornali e quant'altro, è molto difficile anche dopo tanti anni confrontarsi con questa situazione. Ed eccoci qua, in memoria di Davide. Grazie. Allora, intanto ti ringrazio, Ute, di essere qui questa mattina per far capire che forse la condivisione del dolore è un farmaco, è un medicinale molto importante. Sapere che non sei solo, che non sei invisibile, che qualcuno ti sta ascoltando e sta condividendo questo dolore. Ecco, cosa hai provato a Villa Margherita nel vederti abbracciata da tante mamme, da tanti papà che hanno lo stesso dolore, provano, penso, le stesse cose, perché il dolore è immane, è per tutti quelli che provano continuamente, anche questo mese, il gennaio, l'anno passato, numeri incredibili di tragedie. Ecco, a distanza di anni tu dici ancora mio marito non riesce a elaborare questo dolore, capite? Prima si faceva riferimento uomo, donna, ecco l'importanza di questa donna che cerca di superare anche questo dolore anche per il compagno, per il marito. Prego, Ute. Sì, che dire, molto spesso non si parla, le persone hanno anche paura di chiederti del tuo figlio perché sanno che è morto, e quindi non si riesce a parlare di una persona che è morta in qualsiasi circostanza, e confrontarsi poi con le persone che hanno lo stesso destino. Certo che è doloroso tirare fuori tutto quello che è stato vissuto, però è anche come un balsamo per l'anima, perché si parla di una persona che faceva parte della tua vita e di cui non devi avere paura, perché sei con le persone che sanno benissimo cosa hai vissuto e cosa stanno vivendo loro. Quindi è bello confrontarsi, è bello anche in un certo senso sentire dentro ancora le persone. Il nostro figlio è morto 12 anni fa, nonostante il dolore è sempre forte, però come ho già detto non si riesce a esprimere questa cosa, perché le persone hanno quasi paura di parlare, perché non sanno cosa dire, non sanno come reagire, hanno paura di farti piangere. E io dico sempre no, questo fa parte della mia vita, e anche se piango, questo è il mio sentimento, cioè lo lascio fuori, vuol dire che non l'ho dimenticato. Ecco, tutto qua. Senti, Ute, un'altra cosa che volevo condividere con te questa mattina è il ritrovarsi assieme, il conoscersi, abbracciarsi. Io ho visto una cosa che avete fatto, soprattutto il contatto fisico, toccarsi, abbracciarsi, piangere assieme come hai detto tu. Ecco, questo forse è quello che stiamo cercando di mettere in piedi a Villa Margherita inclusiva, le associazioni abbracciano le associazioni, ricordare. Ecco, come hai vissuto questi momenti? Quanto importante è iniziare a fare questo percorso assieme a Villa Margherita inclusiva, Ute? Secondo me è importantissimo, perché un abbraccio è importantissimo, trasmette calore, ma trasmette anche il sentimento di amore, cioè che può essere un'amica, ma può anche essere una persona che non conosco, con cui ho qualcosa in comune. È uno scambio di emozioni, di esperienze, e quindi io lo trovo molto importante fare queste cose.
Ti ringrazio Ute. Allora andiamo a sentire anche come ha commentato il consigliere Mirko Visentin, che era presente a Villa Margherita Inclusiva in questo ricordare. Andiamo a sentire cosa ha detto il consigliere Mirko Visentin. No, c'è. Vabbè, allora vediamo un'altra cosa. Allora passiamo, intanto che trovano il servizio, andiamo a vedere invece gli altri disegni che ha portato, queste foto che ha portato la dottoressa Grigolin, per far capire ancora di più questo progetto e soprattutto cosa succederà l'8 marzo a Villa Margherita Inclusiva assieme al dottor Francesco Calia Di Pinto e alla nostra dottoressa Grigolin con arte e benessere. Allora vediamo le foto, adesso vedremo le foto, dottoressa Grigolin, che lei ci ha mandato, le commenterà una a una per capire, ecco, il significato di queste foto che lei ha portato. Prego, dottoressa Grigolin. Sì, sono delle immagini legate, ecco, alla resa in formato cartaceo di questo fumetto realizzato da questo artista Alberto Fioravanzo, che ha avuto il merito di trasmettere in maniera delicata e dicevo anche poetica questa storia, che è una storia estremamente cruda e feroce legata alla guerra, attuale perché siamo circondati da notizie anche molto negative. La trasmissione questa tua di Mirella è sicuramente utile, ma siamo bombardati, c'è poco delle notizie negative, quindi qui c'era anche l'attenzione di trasmetterla in maniera anche rispettosa di chi ne usufruisce, quindi di bambini, di soggetti in età evolutiva, permettendo loro comunque di capirne la ricchezza dei contenuti e i valori che ci stanno dietro, che è di dedizione al prossimo, di amore per la pace, condivisione di momenti di sofferenza, però finalizzati a portare avanti questi ideali, questo voler credere in qualcosa di bello, poi, perché c'è amore per la vita nonostante la storia sia una storia difficile e dura. Rispetto a quello che diceva signora Mirella, io mi riallaccio perché parlavamo di questa iniziativa legata alle associazioni che abbracciano le associazioni, portata avanti proprio dal progetto Villa Margherita Inclusiva. Mi sono piaciute molto le parole della signora di prima, perché anche qui c'è l'intento di dire mi fa piacere parlarne. È bene poterne parlare, a distanza di anni, sono trascorsi 12 anni, sento ancora un grande dolore, però mi sono sentita nell'abbraccio, no? Da parte di altre persone anche che non conoscevo. Penso che l'idea sia proprio questa, di creare sensazioni positive, di trasmettere degli ideali, di permettere a realtà, anche che magari all'inizio non si conoscevano, di entrare in relazione tra loro, penso ad associazioni di tipo diverso, e con questi intenti è nata proprio anche quest'idea del dottor Francesco Di Pinto Calia di realizzare in occasione dell'8 marzo, che è la festa della donna, un incontro dedicato ad arte e benessere, proprio per approfondire questo tema e anche le implicazioni che possono esserci dal punto di vista medico, ma anche sociale, quindi che ricadute può avere nel territorio comunitario e per situazioni di benessere e solidarietà. Allora andiamo a vedere anche questo video, mostra fotografica ISRA Villa Margherita, e poi vi dirò il perché lo facciamo vedere. Allora, intanto che mettono in carica questi video, Ute, come commenti le parole della dottoressa Grigolin, ma l'importanza anche
di stare vicino alle fragilità, perché in quel momento siamo tutti fragili. Nel momento che viviamo assieme questi racconti, ognuno ha la sua fragilità nell'ascoltare, nel sentire, ne emozionarsi. Ecco, ma forse quello che vogliamo noi è proprio emozionare, far capire che finalmente ci siamo uniti, piangiamo, ci abbracciamo, raccontiamo, ci emozioniamo. Forse quello che manca molto spesso, ecco, emozionarsi. Non ci si emoziona più, si piange poco, si ha paura addirittura di far vedere le emozioni. Prego, Ute. Sì, soprattutto non si ha tempo per emozionarsi, siamo tutti dentro in una ruota, corriamo tutto il giorno e a volte si fa anche fatica a trovare il tempo di emozionarsi perché sono troppi input, sono troppe cose a cui pensare, quindi è molto bello avere questi spazi per calmarsi, per riprendersi in un certo senso, perché le emozioni ci sono sempre, solo che in queste occasioni si riesce a lasciarli fuori, perché di solito si nasconde e si va sempre testa alta, testa dritta, e perché questa è la società di oggi, non c'è tanto spazio per emozioni. Per quello lo trovo molto importante. Questi incontri li trovi importanti, Ute? Molto. Ecco, che parleranno appunto a tema di varie situazioni, di varie realtà, ma soprattutto spero di riuscire a emozionare, riusciremo a fare questo, non lo so, ma noi ci proviamo almeno il sì, sasso lo lanciamo. Cosa dici, Ute? È bellissimo, è una cosa che mancava quasi. Cioè una cosa che, allora si prende atto, succede una disgrazia, si parla una settimana, dopodiché va tutto nel dimenticatoio. E anche questo fa parte di oggi, non abbiamo tempo di pensare, anche perché succedono troppe cose. E trovarsi e di parlare di questo io lo trovo molto importante per ognuno di noi, che magari ci sono anche persone che dicono ok, a me non interessa, voglio stare da solo con il mio dolore, e va bene perché bisogna accettare. Però chi lo cerca, a me personalmente fa molto piacere. Sentiamo come commenta queste parole la dottoressa Grigolin, che partecipa anche lei a queste Villa Margherita inclusiva. Le associazioni l'hanno inventato loro il nome, pensate, tutti assieme, tutte queste persone assieme. Ecco, le associazioni abbracciano le associazioni per ricordare. Prego, dottoressa Grigolin. Sì, è un bellissimo nome questo delle associazioni che abbracciano le associazioni, e mi sono piaciute molto queste parole. Anche la riflessione sul fatto che non abbiamo tempo neanche di emozionarci, va bene, ci sta, però in realtà tutti noi non abbiamo tempo, ci lamentiamo di non avere tempo, ma quel poco tempo che abbiamo va vissuto dando la priorità a quello che per noi è importante. Allora non può non essere importante non emozionarci, cioè è la base della vita l'emozione, anche quella forte, anche quella negativa, perché fa parte del quotidiano, impariamo anche ad affrontarla meglio, no? Se possiamo condividerle, questi sentimenti forti che sentiamo, e allora ecco l'importanza di ricreare dei luoghi, degli spazi da vivere anche fisicamente insieme, dove creare questi incontri, questi scambi. Altrimenti cosa facciamo? Cioè andiamo avanti come i criceti dentro la ruota e non ci fermiamo mai, non ha senso. Quindi sta anche a noi, è responsabilità nostra, di ognuno di noi, dire va bene, bisogna correre, però fermiamoci dove serve, laddove conta, fermiamoci. Fermiamoci, dottoressa Grigolin, emozioniamoci anche nel metterci in gioco, nel riuscire a parlare. Come ha detto Ute, l'uomo, ecco, questa persona per noi molto importante, che fa fatica ad esserci vicino in determinate circostanze, perché non riesce a superare questo dolore del suo intimo, quasi si vergogna, a mio avviso, Ute, di farsi vedere, di parlare. Ti ricordi quando io cercavo di intervistarli, che facevo fatica, anche se poi sai che io poi ci riesco, perché non mollo la presa, perché volevo sentire anche le loro emozioni, però fanno fatica, ecco, forse sono abituati sempre ad avere questa figura femminile davanti, che li protegge quasi, ecco, a mio avviso, io ci sono, però
vai da mia moglie, vai dalla mia compagna, parla a lei. Ecco, c'è questa vergogna, questo uomo che è salito al vertice della scala, ma poi alla fine che lo supporta siamo noi che non siamo ai vertici, molto poche, e siamo sotto il vertice. Forse dovrebbero imparare anche ad esserci più vicino, anche nel momento che si prendono decisioni importanti, dove ci deve essere la coppia, non ci deve essere la mamma o la moglie, ma ci deve essere la coppia, perché è la coppia che ha perso il figlio. O sbaglio, Ute? Cioè anche culturalmente devono crescere un po', noi siamo molto più in là, non ci vergogniamo, facciamo fatica magari, però ci mettiamo la faccia, questa è la verità. Sì, questa è una verità, e forse anche il fatto che un uomo, a prescindere ancora da questo suo ruolo di essere forte, e anche lui in questo momento non può essere forte perché è impossibile, e magari si vergognano anche per questo motivo, che non riescono a essere forti e quindi fanno un passo indietro per non far vedere le debolezze. Forse è quello il motivo, potrei immaginare. Sentiamo anche come lo interpreta, vorrei anche un segnale dalla regia perché non sento più niente. Allora, dottoressa Grigolino, quello che vorremmo capire, perché l'uomo, ecco, questa figura così forte, ecco, così energica, poi alla fine è di una fragilità unica, perché qui si dimostra la fragilità nel momento che devi uscire allo scoperto, lo sta facendo tua moglie, lo sta facendo la tua compagna, perché tu fai fatica, ecco, questa vergogna, ecco, di farsi vedere. Prego, dottoressa. Forse di fronte a un grande dolore credo che ognuno di noi, al di là della differenza di genere, no? Uomo o donna, reagisca in maniera distinta un po' rispetto a quello che è il vissuto personale, delle predisposizioni caratteriali, la personalità. C'è chi si rifugia in un mondo suo e difficilmente riesce ha la capacità poi di esternare quello che sente. Per cui sì, ognuno reagisce di fronte a grandi dolori così forti in maniera differente, anche non solo perché uomo o donna, ma proprio perché siamo diversi proprio per altri aspetti. C'è da dire che la donna in sé è culturalmente predisposta a essere accogliente anche quando il nucleo familiare vive una difficoltà molto forte, e quindi a prendersi il ruolo di tutela di chi è rimasto e di parlare anche in sua vece delle volte, no? Per cui ogni nucleo familiare si arrabatta e trova delle soluzioni e delle dinamiche di equilibrio sue. Io rispetto qualsiasi forma di strategia che si individua all'interno del nucleo familiare, perché si tratta di dolori veramente molto grandi e anche quasi non comprensibili per chi non li ha vissuti in diretta. Per cui penso sia un insieme di variabili da prendere in considerazione. Certo che noi donne siamo un po' date a esporci di più in questo senso. Mi vengono in mente anche altre dinamiche, mamma coraggio, altre figure. Sì, fa un po' parte del nostro bagaglio. Questo sì. Allora andiamo a vedere questa mostra dell'ISRA Villa Margherita Inclusiva, proprio le associazioni abbracciano le associazioni, per far capire l'importanza di queste figure all'interno di questa stanza, la stanza della musica. Noi abbiamo messo, anzi l'ISRA ha messo queste foto, questi ritratti che rappresentano dei quadri molto importanti, però fatti diciamo proprio nelle vesti degli ospiti di queste case, di queste residenze per anziani. Pensate che un ospite, non mi ricordo, ma un ospite molto importante ha detto quasi quasi sono più belle queste foto che i quadri originali. Perciò io devo ringraziare tutte queste persone, questi addetti ai lavori, il direttore dell'ISRA, il dottor Pavan, e tutta questa squadra meravigliosa di operatori che mettono veramente in luce la figura femminile, la figura maschile nell'arte. Ecco, arte e benessere. Guardate come sono state veramente fatte queste foto, guardate la bellezza,
come le hanno preparate, vestite, e pensate per loro che emozione, ma guardate che è stata, ecco, una mostra apprezzatissima sia dalle associazioni ma anche dei visitatori, che veramente nel momento che entravano in questa stanza, la stanza della musica, li vedevi sorridere. Sì. È vero, Ute? Sì. Abbiamo visto un sorriso, prima erano seri, eppure questa figura riesce a emozionarli, a farli sorridere, che sono i nostri nonni, i nostri diversamente giovani. Sì. Prego, Ute, cosa vuoi dire? Quando l'ho vista, sì, sono rimasta impressa, ma nel positivo. Sì, fa sorridere, perché sono belli, ingenui, non sono preparati, cioè, non so come dire, è bellissimo, è una cosa sicuramente da vedere, anche per rendersi conto come scorre il tempo e come comunque una persona anziana è ancora bella, ecco. Pensiamo anche che siamo aperti tutti i mesi di febbraio, sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 troverete i rappresentanti delle associazioni che a turno appunto faranno da cicerone in questa mostra. Pensate quanto è importante, ecco qui vediamo la locandina di questa mostra, di questo ricordare, ma che proseguirà a marzo con Arte e Benessere, appunto sempre con le associazioni, con le foto, cambieremo un qualcosa ma rimarrà sempre il ricordare, le foto del ricordare. Un'altra cosa volevo chiederti, Ute, l'importanza a distanza di anni di non sentirsi più soli, perché noi abbiamo sentito Nadia che è venuta l'altro giorno assieme a mamma Romina, queste due mamme che hanno perso anche loro i loro figli, quando ha detto: siamo stati abbandonati, mia nuora non riesce neanche a trovare un lavoro, c'è un nipotino da crescere di 4 anni, nessuno si fa sentire. Chi è che ti è stato vicino in questi lunghi anni? Perché sono tanti ma sono anche pochi rispetto al dolore, perché il dolore è quello, perciò vuol dire che sembra che sia successo ieri. Chi è che le figure che ti sono state più vicine in questi anni e quelli invece che avresti pensato che ci fossero e non ci sono state, comprese le istituzioni? Cosa vuoi dire, Ute? Allora, sotto quel punto di vista noi siamo stati molto fortunati. Noi abbiamo grandissimi amici che sono stati vicini già dal primo giorno e anche nel corso degli anni non ci hanno mai abbandonato. Ecco, anch'io faccio parte di un'associazione, il Principato di Canizzano, che è un gruppo di amici molto, molto uniti e quindi mi ritengo o ci riteniamo molto, molto fortunati. Poi sì, io sono tedesca, la mia famiglia è in Germania, non può essere presente come vorrebbe, però quando ci sono le cadenze, compleanni di Davide o anche il giorno della morte, mi scrivono sempre, quindi io mi ritengo molto fortunato. Poi le istituzioni ci hanno aiutato con il nostro progetto che ha portato avanti mio marito. All'epoca è stato anche la Regione Veneta che ci è stata vicina, che hanno praticamente sviluppato con il mio marito, che in questo modo ha elaborato il suo dolore, possiamo dire, e come dice lui, per creare un filo con mio figlio che aveva questo sogno. Quindi devo anche dire che le istituzioni nel nostro caso ci sono stati vicini. Naturalmente con il trascorrere degli anni rimangono gli amici, la famiglia, non le istituzioni, perché hanno tante altre cose a cui pensare. Comunque io posso dire che ci riteniamo fortunati. Ecco, dottoressa Grigolini, vedendo queste foto, questa mostra di questi nonni che si sono messi in gioco, anzi erano felici di partecipare a questa mostra fotografica, farsi fotografare, vestire, deve essere stato un gioco meraviglioso per loro, vuol dire che hanno ancora la voglia di vivere, la voglia di giocare. Forse non riusciamo a capire questo, ecco, forse li andiamo a trovare poco, li stimoliamo poco, ma basta un poco per accendere quella fiammella che non è una fiammella, è una fiamma. Guardate che foto meravigliose, ma sono foto vere. Ecco, cosa vuole dire, dottoressa? Quanto importanza è per loro anche sentirsi vivi? Ecco, questo. È fondamentale penso alla quarta età, non per forza alla terza, no? Penso anche alle situazioni in cui si verificano l'inizio di una lieve demenza
o una situazione che diventa un pochino più compromessa col tempo, ci sono questo stare accanto e permettere all'anziano di sentirsi ancora attivo e portatore di competenze, gli permette di mantenerle nel tempo, se no va a dimenticarle e la situazione si deteriora e si compromette sempre di più. E anche la possibilità di, lei diceva andarli a trovare, sì, ma anche che possano attivarsi facendo, perché anche il movimento, per quanto possa sembrare strano, in realtà è proprio così, più lo mantengo e più mantengo in funzione delle competenze anche cognitive. Per cui va assolutamente portata avanti questa strada in un'ottica di invecchiamento attivo di cui ci riempiamo molto la bocca, adesso va molto di moda, ma va reso reale, va concretizzato. Questa che ho visto è una bellissima iniziativa. Sicuramente si saranno molto divertiti nel metterla in atto, perché sarà stato piacevole, ma anche bello il risultato da vedere. Veramente, sì. infatti sarà anche una mostra itinerante che percorrerà tutta l'Italia, infatti sono invitati un po' dappertutto perché è stata una mostra che ha avuto veramente un grande successo. Merita. Ecco, capite l'importanza anche di collaborare assieme a queste realtà, a queste associazioni. Io con l'ISRA collaboro da tantissimi anni, fa parte del progetto Villa Margherita Inclusiva, sono sempre presenti, ma qua è questione di sensibilità del direttore, degli operatori, è una questione di sensibilità, perché la sensibilità è quella poi che muovi i fili, che ti fa arrivare a centrare l'obiettivo, come è stato centrato in tante iniziative che fanno. Un'altra cosa che volevo chiederti, Ute, non so se tu hai sentito, non so se riusciamo ad avere i servizi perché abbiamo dei problemi in regia, questa tomba profanata, questa tomba di questa mamma che è stata chiamata, che gli hanno detto guarda che è stata profanata la tomba di tua figlia, poi questo uomo che aveva messo in ricordo appunto della morte di un figlio questi fiori che sono stati portati via. Ecco, io penso che sia un momento veramente doloroso, cioè dove può arrivare la mente umana. Qualcuno dice sono sette sataniche, qualcun altro dice sono vandali, forse cercavano di rubare o di nascondere qualcosa, il problema è che è stato profanato. Qualcuno poi intervistato ha detto non c'è neppure rispetto per i morti. Ecco, come hai vissuto questa notizia, se la sai? Sì, è una cosa, sì, l'ho visto sui giornali. Non è concepibile e poi sono sempre le persone che già soffrono coinvolte e questo è anche una cosa che è inconcepibile. E poi non riesco neanche a capire cosa ne viene in mente a queste persone, per quale motivo, che non hai soldi per comprarti i fiori, cioè Esatto. profanare una tomba ci vuole, non è che sia una cosa, una passeggiata, ci vuole anche un metodo. Io veramente non riesco a spiegarmelo, sono mente un po'... Hai ragione, poi è difficile. Andiamo a vedere anche il servizio che è pronto, mi dice Andrea Basso dalla regia, eccolo qua, andiamo a vedere il servizio. Cosa sia successo là lo può dire solamente una ricostruzione teorica o rintracciando chi ha commesso quel folle reato. Per capire cosa sia successo, la bara della giovane è stata portata all'obitorio del cimitero, dove l'autorità giudiziaria nelle prossime ore deciderà se eseguire degli accertamenti sul feretro per verificare se sia stato trafugato o meno, anche se, secondo indiscrezioni, pare non sia stato toccato. Ma sono ancora al vaglio tutte le ipotesi. Potrebbe essere fatta per qualsiasi cosa, cioè per nascondere qualcosa, perché cercavano qualcosa, perché sappiamo che ci sono 7 in giro che fanno qualsiasi cosa. Tra le piste degli inquirenti, infatti, il nascondiglio di sostanze stupefacenti, ma non si esclude nemmeno che la tomba della 35enne che si è tolta la vita nel 2010 sia stata presa di mira per scopi satanisti. Secondo le prime ricostruzioni, la violazione della sepoltura non sarebbe fatto recente. La tomba della donna si trova nel punto più lontano dall'entrata del cimitero, vicino alla cinta muraria che delimita l'area dai campi esterni. È lì che i carabinieri, arrivati sul posto nel pomeriggio di lunedì, dopo la segnalazione dei genitori della donna, hanno trovato una scala a castello usata probabilmente dagli autori del macabro gesto per fuggire attraverso il frutteto retrostante. A trovare l'oculo profanato una signora che ha immediatamente avvertito i genitori della ragazza, subito accorsi al cimitero. Il peso di quello che hanno visto
non aiuta per andare avanti. Un grande abbraccio della collettività, oltre che mio personale, deve essere portato al papà e alla mamma. Il titolo è Corona d'amore. Di cadenza in cadenza, scande l'ora il tempo. Fermarsi non può, come il cor che ama. Arde nell'anima il sogno e luce intensa accende corona d'amore. Cosa vuoi che ti dica? Sono fortunata di avere una poesia al giorno. E di avere un uomo così accanto. Sì. San Valentino, i cuori appesi nei negozi, le rose acquistate per la propria amata, i genitori che per questa giornata si sono ritagliati un po' di tempo passeggiando insieme. Guardi, in questo momento il regalo più bello che ci siamo fatti è riuscire a uscire insieme per questa giornata, visto che abbiamo una piccola e il bambino all'asilo, quindi ci siamo regalati una giornata insieme in città, insomma. La cosa più bella? Sì, avere tempo per stare insieme e riuscire a ricavarci degli spazi, dei ritagli di tempo, la cosa più bella, insomma. Anche i più giovani hanno pensato a come trascorrere questa giornata. Sì, ho preso trucchi, adesso prenderò fiori, ho preso anche delle sorpresine così, cose simpatiche, tranquille. Cioè, quindi giochini, cuoricini ovunque. Come si chiama la tua? Giulia. Giulia, sarà contenta Giulia? Sì, contentissima, spero. Cena dove? A casa cuciniamo noi insieme, casa libera, si prepara la cenetta, si guardiamo un film, così. Ristoranti che hanno raggiunto il pienone in città. Pienissimo, non faccio altro che rispondere a chi mi chiama che non c'è posto per 2. Ho un paio di tavole per 4, ma per il resto tutto pieno, già da giorni. E come menù? Menù è tradizionale nostro, solito. Non facciamo niente di particolare, facciamo i nostri piatti tradizionali. Nessun cuoricino ci dice, ma poi ridendo aggiunge. C'è il tiramisù sempre, è dolce abbastanza. Ma c'è anche chi, scherzando, ha fatto il regalo per San Valentino? Certo. Che cosa gli ha fatto? Cosa le ho fatto? Ho fatto un ingrandimento fotografico di una foto dove era venuta fuori molto bene anni fa mia moglie. È un bel ricordo? Sì, rimane un bel ricordo, sì. Io stamattina mi sono svegliata male, veramente, non te l'ho neanche detto. Mai contenta, non so perché. mai contenta. Non so perché, forse ho fatto un sogno brutto, però avevo deciso di andare via. Cioè per San Valentino? Certo, no, per San Valentino, per tutto il resto. Vedete le varie sensibilità che abbiamo messo assieme questa mattina, dalla tomba profanata, una sensibilità che tutti quanti abbiamo condiviso, ma chi sono questi, dove pensano di arrivare? Alla sensibilità di un giovane che prende tutti i regalini per la fidanzatina, ecco, perciò pensate sta vivendo proprio il San Valentino come dovrebbe essere vissuto, perché a noi donne fanno piacere, anche basta un piccolo regalino, non è che ci deve arrivare per forza l'orchidea o che la cena nel ristorante a 8 stelle, delle volte basta anche un piccolo gesto, però deve essere un gesto gradito. Questa signora ad esempio non aveva gradito il gesto del marito, perché si vede che quando si vedeva su quella foto non si riconosceva più, ma cosa mi fai vedere? Ecco, vedete le varie sensibilità, ecco i ristoranti, ecco è un giorno importante, ma forse il valore del San Valentino, come si parlava prima anche con la dottoressa Morellato della festa della donna l'8 marzo, va vissuto proprio con il calore, con l'affetto, con la sensibilità, con l'emozione. Ecco, l'uomo dovrebbe riuscire a emozionare la donna, a mio avviso. È questo forse che vogliamo. E non sempre serve chissà cosa, basta anche un piccolo gesto, uno sguardo, perché noi riusciamo anche a emozionarci con uno sguardo. Sbaglio, è vero, dottoressa Grigoli? È vero. Ma ci sono uomini che ci emozionano, dobbiamo anche valorizzarli questi uomini, se no scappano quelli pochi rimasti. Infatti ha sentito la donna, quasi volevo scappare stamattina. Esatto, sì, mi ha fatto molto ridere, ma sì, è un messaggio proprio spontaneo, dato così. E in realtà sì, piccoli gesti che sono quelli che contano, no? Sono quelli che fanno la differenza, che poi se fossero fatti anche più frequentemente non sarebbe sbagliato, non occorre aspettare il giorno di San Valentino.
Ma veramente vedete che noi abbiamo le stesse idee, cioè proprio per quello riusciamo ad emozionare questo uomo anche con un profumo di un bel pranzetto, ecco, quando entra in casa. Oppure se delle volte, io avevo un'amica, sa dottoressa Grigolino, lo dico anche alla Ute, che ogni volta che andavo a trovarla, che lei ci invitava alla domenica, la trovavo sempre coi bigodini e coi calzini. Mi arrabbiavo talmente tanto. Penso, ma sono libera, ma chi se ne frega? Ma pensa a sto uomo che arriva in casa e te vedi in queste condizioni. Cioè già è via tutta la settimana. Quando arriva ti vede così, forse hai ragione, ma ti guardi allo specchio al mattino, gli ho detto, ma scusa, ma io non so. Pensa, ma io dovevo dirglielo. Cioè questa è via tutta la settimana. Lo dico a quelle donne che invece non guardano certi dettagli che sono importanti, specialmente anche con l'età. Ecco, è molto importante essere sempre a posto. Ricordate, guardate che non c'è età per essere a posto, perciò lo dico a queste donne in attesa che arrivi sto famoso 8 marzo, ma come dice la dottoressa Grigolin, è tutti i giorni che dobbiamo essere a posto, dobbiamo piacere prima a noi stesse, prima di tutto, e poi anche agli altri, ma dobbiamo piacere, dobbiamo emozionare. Perciò se qualcuno a casa adopera ancora i bigodini, i calzini, per cortesia, quando arriva il marito, voi il compagno volete togliervi e mettere magari, basta anche un pigiama, ma che sia un po' emozionante. Cosa dici, Ute? No, perché veramente a volte fanno cadere. È colpa anche nostra se sto marito dice ciao, vado a bere lo spritz con gli amici, certo. Prego, Ute, cosa vuoi dire? Dai. A me ieri mi ha chiamato mio marito, non mi ha dato un regalo, ma mi ha chiamato dicendo buon Valentino. Cioè, è carino, cioè, solo il pensiero che conta. E sì, anch'io a volte sono in pigiama a casa perché si sta comodi, però non con i bigodini, no, quello no. E neanche con i calzini. Con i calzini può capitare. Può capitare, sì, però i bigodini no. Bigodini Beh, allora no. qualcosa ce lo lasciamo, ma non tutto. Allora, dottoressa Grigolin, cosa dice? Ecco, che appello vuole fare? Ormai siamo in chiusura, specialmente per l'impegno che ha cercato di mettere anche in questo fumetto molto importante che presenteremo. Prego, dottoressa. Sì, allora questo del fumetto è un esempio un po' dei progetti che portiamo avanti che mirano prevalentemente a creare uno scambio tra le generazioni. Il tema del ricordo è un tema per noi importante, ricordare i saperi di un tempo e farli incontrare con i bisogni di oggi. Quindi portare avanti anche delle tradizioni può essere una scelta che dia un contributo, dia un aiuto. E permetta la cura delle relazioni all'interno della famiglia e all'interno delle comunità in cui viviamo. Questo per noi è fondamentale e vedo che lo è anche per altre realtà, per altre associazioni, quindi bellissima questa possibilità di aprire questa villa, in questo progetto di Villa Margherita Inclusiva, a questi incontri tra realtà e persone che possano quindi scambiare questi saperi, queste conoscenze, questa voglia di stare insieme. Grazie alla dottoressa Silvia Grigolin, presidente Family Way, che fa parte di Villa Margherita Inclusiva con le associazioni, abbracciano le associazioni, bellissimo nome per ricordare. Grazie dottoressa. Allora Ute, come ci saluti? Che appello vuoi fare a quei genitori che anche in questi giorni hanno perso i loro figli, sono disperati? Ieri abbiamo pensato anche di scrivere una lettera a questi genitori, poche righe, ma per fargli capire che forse c'è qualcuno che li sta ascoltando, perché lo stesso dolore è stato condiviso purtroppo, anche se sono passati anni, se sono passati giorni, ma è lo stesso, ecco, che non sono soli. Ecco, volevamo scrivere anche queste 2 righe con Paola Conte, abbiamo pensato ieri sera. Cosa ne pensi, Ute? L'importanza secondo te di arrivare lo stesso, ma in maniera molto delicata, molto soft, con 2 o 3 righe semplici, prego. Esatto, anche a me è arrivato all'epoca questa lettera dopo qualche settimana. Grazie a Paola Conte che la ricordiamo perché veramente è una grande. Sì, hanno firmato con i nomi anche dei figli, io sono mamma di, e mi ha fatto capire, si apre poi il mondo, perché succede sempre agli altri. E quando sei da sola, in quel momento lì, che casca il mondo,
e mi è arrivata questa lettera, mi ha fatto capire che ci sono donne che hanno avuto lo stesso destino e hanno trovato la forza di reagire, e allora mi sono detta, allora dai, seguili, ce la fai anche tu. Penso che sia una bellissima idea per non sentirsi soli. Senti Ute, so che sarà una domanda imbarazzante, ma te la devo fare anche per rispetto a quelle mamme, quei genitori e quei nonni che ci stanno ascoltando. Cos'è che ti manca di più di tuo figlio? Momenti condivisi, sentire musica insieme, fare passeggiate, parlare, sentire accanto, parlare. Vedete l'emozione che arriva, ecco, solo nominare questo figlio adorato che non c'è più, fa rivivere le emozioni, perché loro ci sono ancora, vero Ute? Sì. Loro ci sono e come hai detto tu bisogna nominarli, bisogna ricordarli, bisogna avere il coraggio anche di piangere, come stai facendo tu, perché delle volte queste lacrime sono anche un sollievo, perché è il momento che ricordo e questo ricordo mi emoziona perché è mio figlio, è questo, vero Ute? Sì, per me è normale, non mi vergogno anche. E fa parte ormai della tua vita, della vita di ognuno. Anche mio marito a volte quando sente una canzone si mette a piangere perché abbiamo sentito insieme. Cioè, questo rimane ed è anche bello, vuol dire che c'è qualcosa, che è rimasto qualcosa e deve essere così. E che sta vivendo quel qualcosa. Esatto. Grazie veramente, ma veramente grazie anche a Ute Maier, mamma di Davide Marchetto, vittima di incidente stradale. Riferimento anche a questi giovani, non correte, guardate anche stamattina c'era una nebbia incredibile, macchine tantissime, senza fanali, ecco guardate veramente, ma io mi domando, ma la testa, dov'è questa testa, dov'è una nebbia fittissima, eppure sorpassi perché erano in ritardo e vai con la musica, però la musica poi distrugge le famiglie e questo ne è l'esempio. Grazie, grazie pubblicità. Buona la prima al Carnevale di Monfalcone. La giornata conclusiva della 140esima edizione ha infatti salutato con successo il debutto di Franco Ongaro nei panni di Signor Anzoleto Postier, dopo la rinuncia per raggiunti limiti d'età da parte dello storico interprete Orlando Manfrini. Ieri si è abituati a veder lui da una vita, ma come si avevamo abituato a mettere le mascherette per il Covid, vedrei che pian piano vi abituerei anche a questo. In compagnia della nuova sposa, quest'anno la staranzanese Elisa Piran, studentessa universitaria, finalista l'anno scorso a Miss Italia, il celebre personaggio del Carnevale di Monfalcone ha raggiunto Piazza della Repubblica accompagnato da tutto il corteo nuziale, dopo il giro per i rioni. E introdotto dalle parole del notaio Toio Gratariol, ha letto ancora una volta il suo testamento. A conclusione la cantada in piazza, aperta a tutta la cittadinanza, invitata a cantare le tipiche canzoni locali, accompagnata dalla banda civica Città di Monfalcone. La tradizione del martedì grasso è molto sentita in città. Dopo la cantada in piazza è stata la volta della grande sfilata dei 12 carri allegorici, degli 11 gruppi mascherati e delle bande musicali. In tutto circa 1500 figuranti per una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza, ha detto il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, che al mattino è stata protagonista di un siparietto spiritoso in ufficio, dove è stata accolta dalle Cisint Angels. Carnevale, però addirittura le Cisint Angels. Prima di presentare gli ospiti, visto che abbiamo parlato di Carnevale a Monfalcone, io devo ringraziare tutte le persone che ieri hanno seguito il Carnevale, martedì grasso hanno seguito il Carnevale, c'è stato dei numeri incredibili a Media Nord-Est di Antenna 3 che abbiamo fatto questa diretta, perciò vedete e capirete quanto importante sono queste manifestazioni per i cittadini, ecco, che veramente si uniscono in un grido di gioia, in veramente un percorso
percorso meraviglioso fatto di tanta allegria. E ringrazio anche Anna Cisinte, sindaco di Monfalcone, secondo mandato Lega, di essere qui con noi. Capiremo se è vero che è la sindaca anti-migranti, ci racconterà com'è la sua versione, la sua storia. Grazie sindaca di essere qui. Grazie. E saluto anche Massimo Vitturi, collegato da Noale con noi, responsabile nazionale della LAV, Lega Anti-Vivisezione. Grazie anche a Vitturi di essere qui con noi a spiegarci come sarà la situazione di questo orso ucciso un'altra volta, che non riusciamo a capire il perché. Ecco, fanno proprio così tanta paura, ma forse sono più gli uomini che mi fanno paura ultimamente, certe persone che non gli animali. Allora inizierei proprio dalla sindaca. O sindaco, sentiamo come vuole essere chiamata. Intanto buongiorno e grazie a tutti anche gli ascoltatori. E sindaco. Perfetto, allora sindaco Cisinte, questo carnevale, questa allegria, la gioia di stare assieme, di partecipare, prima parlavamo di emozioni, il carnevale riesce ad emozionare, non ha età. Cosa ci racconta? I complimenti per quello che ha fatto, perché è stata veramente, avete visto che bel servizio abbiamo messo in onda, prego. Sì, è stata una giornata fantastica, di grande sole, di grande partecipazione, come ha detto lei. Sono quelle feste in cui tutti si ritrovano e la tradizione, la storia del nostro carnevale è veramente molto importante e abbiamo avuto la presenza di numeri di rilievo a mezzogiorno, quando c'è stata la cantata, la lettura del testamento di Signor Anzoletto, tra l'altro nuovo per raggiunti i limiti di età del precedente, che abbiamo amato tantissimo. Beh, eravamo quasi in 7.000 in piazza, un numero importante di persone entusiaste che poi al termine della lettura del testamento, rigorosamente in dialetto bisiaco, c'è stata la bellissima performance della banda con le canzoni del territorio e tutti cantavano e veramente è stato un momento secondo me emozionante. Alle 2 poi abbiamo avuto la sfilata dei carri, tra l'altro veramente anche di grande qualità, ma è stata la presenza affettuosa di 32.000 persone assiepate lungo tutte le vie del centro, che ci hanno dato una gioia immensa. Finita la sfilata abbiamo continuato con la festa in piazza, giovani, famiglie, anziani, è veramente una festa del popolo. Allora, grazie per queste parole, per capire l'importanza di essere vicini a questi cittadini, che trattasse e abbandono delle persone, perché non è che abbiamo tanti servizi alle persone, possiamo girare da nord a sud, a est a ovest, ma la realtà purtroppo è quella, mancano i fondi, specialmente a questi sindaci che stanno cercando di mettersela tutta per dare delle risposte, perché sono quelli che conoscono il territorio, che hanno sempre la porta aperta, che cercano di dare risposte ma hanno una coperta talmente corta, io non so delle volte veramente come facciano, visto le esigenze del territorio. Qualcuno ci riesce, qualcuno no. Il sindaco di Cortina qui in trasmissione aveva detto che a Cortina non ci sono problemi di soldi, io ho detto sindaco andiamo tutti a Cortina così abbiamo risolto il problema, visto che ci sono tutti questi soldi. Allora saluto anche Massimo Vitturi, io andrei a vedere anche questo servizio, questo video che ha mandato, manifestazione contro la caccia, e poi sentiremo i due ospiti cosa ne pensano. Andiamo a vedere questo video, manifestazioni contro la caccia. Gli animali selvatici, tutta la fauna selvatica, non solo gli orsi, sono sotto attacco. È il 16 settembre 2023, migliaia di persone hanno attraversato le strade di Trento per unirsi in un unico grido che è basta caccia, basta sparare. Da tutta Italia ci siamo uniti a tutela di orsi, lupi, cinghiali, daini, volpi, tortore, merli, tutti gli animali selvatici che sono vittima di questa guerra ingiustificabile e intollerabile. Per loro ci siamo, per dire ancora una volta di più che la caccia è sbagliata. Inumana. Abominevole. Orribile. Mostruosa. Abominevole. Inutile. Uno scempio. Una vigliaccheria. Allora, Presidente Vitturi, come commentiamo questo servizio molto importante per far capire non solo il carnevale ma anche certe manifestazioni, come la gente reagisce, vuole prendere posizione? Prego.
Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche al sindaco che è ospite della vostra trasmissione. Questo è un breve video che abbiamo realizzato come LAV in occasione della manifestazione che abbiamo organizzato a Trento il 16 settembre, che era la vigilia dell'apertura della stagione di caccia che si è conclusa 15 giorni fa, il 31 di gennaio. È stata una manifestazione ovviamente di piazza, simbolica, di grande partecipazione, come avete potuto vedere, che ha riunito i cittadini contrari alla caccia, contrari a ogni forma di maltrattamento nei confronti degli animali. Quella è stata l'occasione per dirlo a pieni polmoni, a piena voce in piazza, appunto per cercare di riportare le persone in piazza, perché come diceva lei Mirella, bisogna farsi un po' sentire. Non è sufficiente quando vogliamo cambiare le cose, qualsiasi cosa si tratti, e non solo il caso del maltrattamento o dell'uccisione degli animali. Non possiamo continuare a stare rinchiusi nelle nostre camerette di fronte ai social, dobbiamo scendere in piazza. E allora se si può scendere in piazza per delle occasioni festose, come ci raccontava il sindaco poco fa del carnevale di Monfalcone, però anche quando vogliamo cambiare qualcosa, anche quando come cittadini vogliamo far sentire la nostra voce perché la politica ci ascolti, perché faccia seguito a quelle che sono le nostre richieste, è fondamentale, importantissimo essere presenti fisicamente in piazza, non nascosti dietro lo schermo di un computer a commentare i pensieri di altre persone. Dobbiamo portare le nostre ragioni, farci sentire, chiedere dei cambiamenti sociali che poi portano beneficio a tutti, non solo a chi è in piazza, ma anche a chi se ne sta rinchiuso in casa. Quindi dobbiamo, secondo me, pensare a una nuova stagione di responsabilità sociale di ogni singolo cittadino. Dobbiamo farla propria, dobbiamo renderci conto che è una cosa preziosa che ci garantisce il sistema democratico nel quale viviamo. Quindi dobbiamo per questo esserne consapevoli e sfruttarla in ogni occasione possibile. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vorrei intervenire sul fatto degli animali, anch'io. Allora, però bisogna essere coerenti su alcuni... Pronto? Sì, ci sentiamo bene Maurizio. Sì. Su alcuni argomenti. Allora, io vorrei dire al signor rappresentante della LAV, Vitturi. Il signor Vitturi. Allora, qua ultimamente si sentono tante persone che vengono aggredite da qualsiasi tipo di animale, mancano solo i lupi, ok? Ecco, allora, per il discorso degli orsi, possibile che delle persone alla domenica non possono andare tranquillamente a passeggiare, farsi una bella passeggiata nel bosco o per i sentieri, che vengono perché c'è l'ansia, si va via con l'ansia per essere aggrediti da un orso o da qualcosa. Adesso abbiamo anche l'ultimo esempio, non so Mirella se hai sentito anche tu per il telegiornale, che hanno detto che c'è un signore che è stato sbranato dai Rottweiler. Io dico, ma il padrone di quelle belve, perché io le chiamo belve, perché le lascia libere? Se sono cani aggressivi, perché non ci sono delle sicurezze che tutelano le persone? Cioè, questo è quello che io voglio capire, no? Allora, come gli orsi per carità sono liberi, sono bestie libere, come i lupi e tutto quanto, ma il punto è, se si avvicinano tanto al coso, al paese eccetera, vuol dire che ci sarà un motivo, ma bisognerà mettere le sicurezze. È inutile che stiamo qua a dire sì, poveretto l'orso, poveretto di qua, poveretto di là. Io dico, poverette le persone che alla domenica trovano con i bambini, vanno a fare una passeggiata, ripeto, tutto quanto, non si può neanche andare perché hai paura che un orso ti aggredisca oppure un altro animale. Cioè, io qui che voglio il direttore, voglio che spiega bene cosa si può fare. Io non dico di uccidere le bestie, per carità di Dio, ma almeno mettere al sicuro che le persone quando vanno a correre, fare podismo, quello che è, che passano tranquilli. Ecco, allora attendo delle risposte. Mirella, ti saluto,
buona giornata anche ai tuoi ospiti. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio. Prima di rispondere col presidente Vitturi della LAV, sentiamo cosa ne pensa anche il sindaco Anna Cisint di Monfalcone. Prego, sindaco. Io penso che troppe volte ci sono gli integralisti che poi alla fine non tutelano l'ambiente. Mi riferisco a molti divieti di dragare, di fare pulizia nei boschi. Ecco, io penso che la tutela dell'ambiente debba passare attraverso la consapevolezza che certe azioni sono molto importanti e debbano essere realizzate. Per quanto riguarda ad esempio tutto il discorso degli animali, che io amo, ho sempre avuto animali a casa, ritengo che ad esempio la caccia sia un'attività da sempre esistita, e molte volte sono proprio le persone che frequentano assiduamente certi ambienti che tutelano maggiormente animali e ambiente. Ecco, non faccio parte della schiera dei convinti integralisti in materia ambientale, che spesso però questa materia non tiene conto, cioè l'atteggiamento diciamo troppo integralista non tiene conto dell'esigenza delle persone, ma addirittura non si focalizza su aspetti importanti. Parliamo tantissimo di elettrico e non ci rendiamo conto che la Cina interviene in maniera massiva su e fa determinate azioni che condizionano al 97% il risultato negativo appunto da questo punto di vista. E la stessa cosa vale anche per tutto ciò che ha a che vedere con la natura, con gli animali. Ecco, io penso che un atteggiamento di buonsenso sia da far prevalere. Inoltre ritengo anche che comunque tutte le persone assieme al sistema debbano essere considerate nello stesso modo. Quindi quando si esagera con la natura si ha un ritorno molto negativo dal punto di vista della tutela della natura stessa. Quando si ha un atteggiamento troppo integralista nei confronti di ciò che ha a che vedere con, ad esempio, l'esercizio della pesca o della caccia, anche questo alla fine ha dei riverberi molto negativi. Ecco, noi riteniamo in molti di noi che questo esagerato approccio non faccia bene nemmeno a ciò che si vuole tutelare. Presidente Vitturi, come commenta sia la telefonata che le parole del sindaco Cisint? Sì, beh, incomincerei dall'ascoltatore che ha posto una questione importante. Qui la questione della sicurezza delle persone è correlata alla presenza degli animali selvatici e domestici, perché ha parlato anche il caso tragico di quella persona uccisa da alcuni Rottweiler che erano detenuti all'interno di una casa privata. Io mi soffermerei più sul caso degli orsi, che giustamente il signor Maurizio tirava in ballo circa la sicurezza delle persone, che è un elemento fondamentale sul quale forse è bene essere integralisti, riprendendo le parole del sindaco, per garantire appunto la sicurezza dei cittadini. E su questo però il signor Maurizio ha dato lui stesso la risposta nella sua presentazione, nella sua richiesta, perché ha focalizzato la questione che riguarda l'avvicinamento degli orsi alle zone urbane, e da lì incomincia tutta la problematica. E su questo mi permette di agganciarmi alla questione dell'orso M90 che è stato ucciso la scorsa settimana, proprio perché è considerato confidente. Ricordiamo che non ha mai sfiorato una persona, però è stato visto più volte avvicinarsi alle zone urbane e poi ha seguito per qualche minuto una coppia di persone. Bene, questo orso è diventato confidente, così viene definito dai ricercatori, dagli scienziati, proprio perché è stato attratto vicino alle zone urbane, quindi abitate dalle persone, dai cittadini, dai cassonetti della spazzatura che non erano stati adeguatamente protetti, come avviene invece in tutte le zone del mondo dove si registra la presenza degli orsi. Quei cassonetti hanno attratto l'orso, che è un animale naturalmente elusivo, se ne sta ben distante da noi umani, come anche tra di noi si usa dire sei un orso a una persona che sta isolata. Questo proprio a rafforzare quella che è la situazione, la condizione normale di un orso, cioè starsene il più lontano possibile, il più isolato possibile, ma quando viene attratto dalle fonti di cibo
costanti, sempre presenti tutto il corso dell'anno e anche a buon mercato perché non richiedono un grande sforzo per procurarsele, è chiaro che l'orso perde a quel punto la naturale diffidenza che ha nei confronti di noi esseri umani e tende ad avvicinarsi di più, a diventare quindi confidente, per questo pericoloso. È stato questo il motivo che ha portato all'uccisione dell'orso M90 ed è questa la critica forte e puntuale che facciamo proprio nell'integralismo della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini, e la critica che facciamo forte nei confronti del presidente della provincia di Trento che non ha mai attuato le misure di prevenzione. Pensiamo, proprio richiamando alla questione dei cassonetti protetti, dei cosiddetti cassonetti anti-orso, l'anno scorso l'assessora competente della provincia di Trento ha affermato che la loro sostituzione verrà terminata nel 2028, dopo che è incominciata nel 2021, quindi con 24 anni di ritardo rispetto al 2004, quando la provincia di Trento ha preso in mano la gestione degli orsi. Capiamo quindi che se i cittadini oggi sono messi a rischio dalla presenza degli orsi, qualche orso ovviamente, teniamo presente che comunque sono 7 gli incidenti che sono accaduti tra orso e persone negli ultimi 24 anni da quando sono stati reinseriti in provincia di Trento. Ecco, se però la sicurezza dei cittadini viene messa a rischio è perché la situazione contestuale, territoriale non è gestita adeguatamente da noi umani, quindi è ancora una volta una responsabilità che bisogna riportare in capo alle persone, alle amministrazioni che nel corso degli anni, dal 2004 a oggi, in provincia di Trento si sono succedute e non hanno garantito la sicurezza dei cittadini. Molto chiaro, Vittorio. Abbiamo Giusy da Treviso in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora dico una cosa, quella persona che è stata azzannata dai cani, non si è più sentito niente nominarla per niente? Se uno avesse, guarda, ma che io sono per gli animali, ricordatevi, se uno ammazza un cane, processi, multe, galera, e non capisco questa cosa qua, non si è più sentito niente né cosa le fanno a questi proprietari di questi cani, perché se tu hai un cancello elettrico, prima devi chiudere i cani dentro sul loro recinto e poi aprire il cancello, ma perché escono? Loro non stanno lì a guardare, insomma, a guardare siamo dentro, siamo fuori. Questo voglio dire, bisogna chiudere il recinto prima di aprire il cancello, e adesso non ho sentito più niente a parlare di queste persone, di proprietari di questi cani. Questo voglio dire. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora, Sindaco Cisint, lei ha detto io amo gli animali, ho sempre avuto animali in casa. Se lei fosse stata al posto di Fugatti e le avessero dato 3 opzioni, perché Fugatti aveva 3 opzioni, non aveva solo l'opzione di sparare, cosa avrebbe scelto? Ma sa, nelle situazioni quando si amministra bisogna trovarsi. Le spiego. Di me qui che gestisco un'immigrazione molto impegnativa, con un procedimento avviato di integralismo musulmano pesante, dicono perché faccio delle cose che sono razzista, che sono xenofoba, cosa che non mi appartiene assolutamente. E quando faccio delle azioni che sono utili alla comunità e rispettose della legge, mi dicono che non voglio che preghino. Quindi perché lo dico? Perché purtroppo l'interpretazione di chi ha la fortuna di non dover decidere o di saper bene però qual è il disegno complessivo normativamente parlando e dal punto di vista delle conseguenze, analizzando la situazione magari con i tecnici, e fa una scelta, ha sempre una ragione non ideologica. Quindi se Fugatti ha fatto questa scelta, lui, con molta fatica e non ci avrà dormito la notte, avrà messo sui piatti della bilancia tutte le situazioni, le conseguenze e le analisi anche delle conseguenze giuridiche dal punto di vista tecnico. Quindi io ho molto rispetto di chi decide, ho molto rispetto di coloro che quando decidono si prendono la responsabilità e ci mettono la faccia. Perché se c'è una cosa che ho imparato in questi 7 anni, sono al secondo mandato e questo secondo mandato, tra l'altro, ho vinto al primo turno in un comune che era di centrosinistra
con il 73%, è perché i cittadini quello che oggi vogliono non è che un amministratore ragioni in maniera ideologica. Quello che vogliono, e io penso che abbiano ragione, è che un amministratore abbia leadership, analizzi, ragioni, valuti e decida per il meglio per la comunità. Purtroppo molto spesso tutto il contorno invece è fatto di gretta ideologia che mortifica anche scelte molto coraggiose, scelte difficili che nessuno magari avrebbe voluto fare, ma che se sono state fatte, sono state pesate. Ecco, il messaggio che io così oggi in questo modo, la ringrazio per questa opportunità, lancerei è anche questo: rispettiamo gli amministratori che ci mettono tanto della loro competenza, del loro amore, della loro passione, della loro attenzione, dello studio per fare le scelte migliori per la comunità. Certo, quando si lavora si sbaglia, questo è sicuramente vero, però io non trovo più possibile che ci sia che sopravviva questa modalità troppo semplice per chi poi non ha la responsabilità della decisione, del tiro al piccione su che cosa avrei fatto io. Guardi, molte volte rispetto alle mie scelte, alle nostre scelte, si dicono delle sciocchezze tali, incompatibili con la norma, assolutamente non adeguate alla situazione, mistificate nella realtà degli accadimenti. Ecco, per cui io mi astengo dal praticare questo sport. Dico che se ha fatto questa scelta è stata sicuramente pesata, valutata, analizzata, e conoscendo la sua attenzione per l'interesse pubblico, quella scelta sicuramente ha un peso specifico molto importante per tutta la comunità. È vero però anche, Sindaco, che le forme di sicurezza ci sono. Ci sono, ad esempio, il posizionamento di tanti cartelli su queste zone, che non è l'orso che scende, siamo noi che siamo saliti sempre più in alto e non finirà qua. Vedrete cosa succederà se qualcuno non si mette in testa che abbiamo un solo ambiente, non è che ne abbiamo tantissimi. E gli spazi che abbiamo sono sempre più ristretti, specialmente per i bambini, per i giovani, per gli anziani. Forse dobbiamo partire anche da questo, perché se cominciamo solo a sparare e a non capire che forse si può intervenire mettendosi anche tutti d'accordo. Io dico sempre, Sindaco, che forse nelle giunte ci vorrebbero, oltre alle quote rosa, anche alle quote verdi, per confrontarsi, per ragionare assieme. Io ho delle persone preparatissime, molto più preparate delle volte, lo dico, di persone che compongono le giunte, che sono messe là dalle segreterie su degli assessorati che delle volte, glielo dico io, Sindaco, dico: ma chi lo ha messo sto qua questo? Ma ha capito di quello che sto parlando? Capisce l'importanza di fare squadra? Abbiamo sentito la Premier Meloni che ha dialogato con la SLAI per la guerra, per le armi, si mettono d'accordo, condividono quando c'è un'emergenza. Qui non stiamo parlando di emergenza, perché i numeri sono numeri, non si possono cambiare. Qui dobbiamo fare prevenzione, dobbiamo cercare di capire, di investire con la prevenzione. Perché dobbiamo sempre sparare? Eppure gli orsi ci sono in tante realtà, ci sono in Canada, ma ci sono anche da noi in Calabria, non vediamo uccisi tutti questi animali, anche se devo dire che gli orsi si mangiano perché qualcuno li mangia e li vende. Ecco, forse fare prevenzione, Sindaco, è la mia parola, che cerco veramente, dare più fondi anche voi per cercare di fare prevenzioni in territori che hanno bisogno di certe cose. Non tutti hanno bisogno delle stesse cose, ma se avete la coperta sempre più corta non è che potete fare. Però sono anche decisioni importanti che riguardano la comunità. La comunità siamo anche noi, non sempre siamo d'accordo con delle idee, però se partecipiamo a questa comunità, forse assieme riusciremo ad arrivare a qualche obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti. Prego, Sindaco. Sì, sono molto d'accordo sulla prevenzione, che è fondamentale in tutti gli ambiti. Lei ha toccato un tema che mi sta molto a cuore. La prevenzione non è solamente la consapevolezza che domani ti può succedere una qualsiasi cosa e tu non sei in grado di intervenire. La prevenzione è evitare che quel fenomeno accada nella sanità,
nella salute, sulla quale ognuno di noi, è chiaro, i sindaci non hanno tutte queste competenze, no? La legge attribuisce ai sindaci alcune competenze specifiche e vengono attuate con attenzione, però nelle relazioni che ci sono tra i sindaci, ad esempio, e ciascun presidente di regione. Noi in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, abbiamo questa buona relazione affinché si facciano delle scelte in maniera condivisa, includendo, devo dire, il sistema. Nel nostro caso, ad esempio, il Carso a ridosso è una collina molto ampia dal punto di vista dell'occupazione trasversale della regione, e assieme agli altri comuni, ma assieme anche alle associazioni ambientaliste, a coloro che amano la storia, riusciamo a trovare anche nella pianificazione le modalità adeguate. È logico che la strada maestra è quella della prevenzione, è quella della condivisione, è quella magari del riuscire a trasmettere ai cittadini la possibilità di conoscere quali sono le situazioni. Su questo è ovvio che un investimento importante va fatto. Le regioni, nel caso della regione Friuli Venezia Giulia, sicuramente tutta la parte del forestale e quant'altro se ne occupa, e devo dire anche in maniera molto efficace. Io conosco ad esempio la realtà triestina, Monfalcone è abbastanza vicina a Trieste, e devo dire che ad esempio c'era stato a lungo tutto quel problema dei cinghiali che scendevano lungo il Carso per arrivare quasi in città, e sono stati affrontati i temi in maniera anche variegata, no? In modo da evitare che il problema si realizzi. Quindi ci sono sicuramente tante attività da fare. Sicuramente la parte della condivisione è fondamentale, come quella della prevenzione, dell'investimento nel tempo. Sono tutte azioni importanti da fare, e che però, se in un caso specifico devi intervenire, ovviamente si tratta di una emergenza. L'emergenza non può diventare, come nel caso ad esempio che viviamo della immigrazione, non può diventare però una regola, ecco. Quindi prevenzione, azioni, investimenti, condivisione, informazione sono tutti elementi molto importanti. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di riuscire a rispettare tutte queste piccole fette di torta, diciamo, che compongono poi alla fine la scelta finale. Anche se le dico, sono meno competenze da sindaco, più competenze di altre istituzioni. Sì, appunto, sarebbe ora che prendessero anche delle prese di posizione molto importanti a livello governativo, perché a un dunque dovremmo arrivarci, non c'è niente da fare, c'è la denatalità, c'è una richiesta di lavoro incredibilmente, forse fare prevenzione vuol dire anche investire su questo, cercare di capire cosa si può fare, perché sennò finiremo come gli Incas, ecco, spariremo completamente, questa è la verità. Naturalmente figli non ne nascono più, chissà cosa succederà. Allora andiamo a vedere un altro video molto importante di questa caccia selvaggia, questa campagna contro caccia selvaggia che ha portato vittoria. Andiamo a vedere. Allora Vitturi, grazie per questi video, sono video importanti che devono far riflettere la politica, deve prendere delle posizioni però che riguardano tutti noi, dobbiamo anche essere ascoltati. Ecco, cosa ci vuole dire, come commenta le parole del sindaco Cisini? Sì, io prendo proprio spunto da alcune parole che ha pronunciato il sindaco, ovvero mi focalizzo in particolare sulla parola prevenzione. È l'elemento fondamentale, io sono perfettamente d'accordo con il sindaco. Noi dobbiamo prevenire le situazioni prima che accadono, e questo credo non abbia nulla a che fare con un approccio ideologico come è stato invece ipotizzato dallo stesso sindaco, ed è questo sul quale
per esempio attacchiamo la giunta Fugatti in provincia di Trento perché non fa prevenzione, perché come dicevo prima uccide o incarcera gli orsi dopo che in qualche maniera sono venuti in contatto con le persone, e questo dal nostro punto di vista non vuol dire garantire la sicurezza dei cittadini. Meglio è appunto lavorare sulla prevenzione, quindi dotare il territorio dei famosi cassonetti anti-orso di cui abbiamo parlato poco fa, che non possono essere aperti dagli orsi, informare i cittadini, educare i cittadini alla convivenza, sapere come muoversi in un territorio dove sono arrivati gli orsi, ma analogamente rispetto al video che è passato poco fa, che riprende varie situazioni di uccisione di animali selvatici, in particolare anche il sindaco poco fa ha accennato alla questione dei cinghiali che arrivano in città. Ne abbiamo visti anche nel video i famosi cinghiali di Roma, ma anche i cinghiali a Trieste, in tantissime altre città. Dobbiamo prendere atto che anche lì è tutto un tema di prevenzione, perché se anche viene ucciso quel cinghiale, quei 2 cinghiali, quei 3, quei 4 che mettono il muso dentro la città, poi ce ne saranno comunque altri. Quindi dobbiamo prevenire, dobbiamo evitare che i cinghiali si avvicinino alle città. E come possiamo fare? Cercando di capire, di studiare, perché i problemi sono complessi e quindi le soluzioni di conseguenza non sono semplici. Se il cinghiale arriva in città e qualsiasi altro animale selvatico, non è che entra in città attratto dalle bellezze architettoniche della città o perché è attratto dallo shopping. Adesso perdonatemi questa mezza battuta, ma è attratto ovviamente dalle fonti alimentari. Il cibo è l'elemento di attrazione degli animali selvatici. Per catturare un animale selvatico si usa il cibo per attrarlo nella trappola. Analogamente, se arrivano nelle nostre città i cinghiali è perché sono attratti dal cibo. Quindi qual è il cibo? Il cibo sono i nostri scarti, le nostre immondizie, che evidentemente non vengono gestite in maniera adeguata. Quindi, privi di ogni ideologia, incominciamo a gestire in maniera puntuale e precisa quelli che sono gli scarti alimentari. Fa molto bene veramente a dirlo, perché bisogna cercare anche noi di fare prevenzione, anche perché giustamente, come dice anche il sindaco Cisint, cioè il sindaco è anche responsabile della salute dei cittadini. E come si fa? Proprio con la prevenzione, investire sulla prevenzione, cercare di tagliare i rami secchi che non servono e cercare di far fiorire quelli che servono, investendo su quelli, non buttando i soldi su cose che non servono, perché deve essere come un buon padre di famiglia, il sindaco ma il politico in generale, capire dove serve. Se in questo territorio c'è bisogno di fare prevenzione per questi animali, bisogna investire su questo. Questo dice la legge e ti dà anche delle opzioni che tu puoi decidere di prendere. Io sono convinta che il sindaco Cisint non l'avrebbe ucciso, io sono convinta di questo, perché lei ha iniziato dicendo ho animali in casa, dopo è giusto, è logico, da sindaco e da politico è molto brava, anche non a caso forse la vedremo alle europee, perché sembra che sia un sindaco molto avatta da Salvini. Questo lo dico io, sindaco, ma io ho letto molto bene. Ecco, ma se è una persona competente e brava, è giusto che faccia strada e che riesca a arrivare in questa Europa dove abbiamo dei trombati fino adesso numero 1 che mettevano là, finalmente chissà che arrivino delle persone competenti di quale colore non ci interessa, ma che sappiano stare in Europa con una bella squadra e portare a casa quello che serve all'Italia. Andiamo da Paola a Padova, vai Paola. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io sono straconvinta che la morte non è mai la soluzione in nessun caso. In secondo luogo volevo ricordare che ci sono persone tipo Netanyahu che ha ammazzato 27.000 palestinesi e nessuno ci sta facendo niente. Quindi cerchiamo anche di ragionare. Persone che purtroppo hanno sterminato interi popoli, armeni, curdi. Tutt'oggi ci sono guerre inenarrabili e noi mettiamo a morte un orso perché si è avvicinato. Innanzitutto volevo anche ricordare che dobbiamo smetterla con questa mentalità antropocentrica che l'uomo è il padrone assoluto. L'uomo non è il padrone assoluto né delle popolazioni povere
né dell'ambiente né degli animali. Se continuiamo così non possiamo altro che sbattere la testa contro il muro, ma che questo muro sarà contro di noi, perché l'ambiente, gli alberi e gli animali sopravvivono senza l'uomo. Noi dobbiamo cercare di capirlo, ma capirlo lo sottolineo, che senza aria, senza acqua, senza vegetazione non possiamo assolutamente vivere. Ultima cosa, se mi permetti. Veloce Paola, perché devo chiudere. Velocissima. L'uomo uccide 70 miliardi all'anno di animali, ci sono migliaia di animali su canili lager, migliaia di animali sotto vivisezione. Cerchiamo di darci una riparata, che l'unica parola è rispetto per la vita. Grazie infinite, grazie a tutti, buona giornata. Ciao Paola, grazie a te. Allora, Sindaco Cisint, come ci saluta, cosa vuole dire? Ecco, spero di averla ancora in trasmissione per parlare anche di immigrazione, come ha detto lei. Ecco, tante cose si leggono ma non sanno la verità, è un'altra storia, bisogna sentirvi, ascoltarvi e forse capiremo di più. Prego. Infatti la ringrazio e vi ringrazio perché i temi sono tanti, sono numerosi e molto importanti. Noi qui siamo veramente una città che può raccontare che cosa accade se si superano certi limiti. La battaglia che noi stiamo facendo è una battaglia per i valori del nostro paese, oltre che per i valori di questa città. Per cui sono disponibile, quando lo ritenete, a venire a raccontare volentieri quali sono le azioni che mettiamo in campo a fronte di quali situazioni ci troviamo però ad affrontare, soprattutto in questi ultimi anni. Per quanto riguarda l'immigrazione, direi soprattutto quella regolare, che ha bisogno in realtà anche di rispetto di regole e anche, io direi, di una comprensione di certi fenomeni, quando a prevalere poi sono delle logiche che sono magari contrarie addirittura al diritto del nostro paese. La questione sarebbe veramente lunga e molto delicata, per cui non la brucio sicuramente se il tempo non dà la possibilità di approfondirla. Per quanto riguarda invece i temi importanti che sono all'attenzione anche del nostro modo di lavorare, io credo molto nella competenza. Prima di fare il sindaco sono stata quasi 30 anni a dirigere gli enti locali, e quindi diciamo che quando si tratta di attività amministrative ne so abbastanza. Questo mi è molto servito nel fare il sindaco, perché, come ha detto lei, io lo condivido assolutamente, ci sono delle cose che vanno fatte e per farle bisogna comprenderle e bisogna sapere in quale mare ti muovi anche dal punto di vista normativo e amministrativo. A Monfalcone siamo riusciti ad ottenere veramente tanti risultati, e altrimenti non ci sarebbero stati risultati anche di consenso che ho avuto nel 2022, momento in cui noi siamo stati rieletti. Però ci sono tante cose da fare oggi in Europa e in Italia. Ad esempio, ciò che sta accadendo nell'agricoltura e la pesca lo dimostrano. L'attenzione verso le persone, verso i lavoratori, verso le piccole imprese dovrebbe essere il primo pensiero la mattina, assieme a quello della salute, di ogni amministratore e di ogni persona che tratta le cose pubbliche. Molto quindi... chiara, Sindaco, devo chiudere, se non ce la faccio a chiudere con Vitturi. Io dico che è la prima cosa, tutti quanti noi quando usciamo di casa al mattino dovremmo avere rispetto del prossimo, che sia una persona, che sia un animale, dobbiamo avere rispetto. Forse se partiamo da questo riusciremo a fare qualche passo avanti, indipendentemente dai colori politici. Rispetto e etica. Vitturi, come ci saluta? Mirella, io riprenderei queste ultime parole, sono perfettamente d'accordo. Rispetto vuol dire cercare di mettersi nei panni dell'altro, sia esso appunto una persona o un animale. Questo ci aiuta anche a prendere delle decisioni, io credo a livello politico, perché non ci fa vedere più l'altro come un nemico, ma come una nostra possibilità, e quindi come quello che noi potremmo rappresentare di noi stessi nel nostro futuro. Ovvio, sempre ci deve guidare l'etica, e l'etica è quella del rispetto reciproco per andare nella direzione di una società migliore, più tollerante e più accogliente nei confronti di persone e animali. Senta Vitturi, velocissimo, vediamo se ce la fa. Mettiamo caso che il sindaco Cisint riesca ad arrivare in Europa. Cosa le direbbe di fare lei come LAV?
Sicuramente di rafforzare quello che è, visto che proprio lo stesso sindaco ha parlato delle criticità dell'agricoltura, io direi come prima cosa di rafforzare quelli che sono gli interventi della Commissione europea nei confronti degli allevatori perché adottino le misure di prevenzione, torniamo sul tema della prevenzione, per evitare le predazioni dei lupi nei confronti degli animali negli allevamenti. Questo favorisce quindi la convivenza del predatore, del lupo che è tornato sul nostro territorio e delle attività che gli umani fanno sui territori abitati dai lupi. Questo qui è sicuramente un elemento fondamentale. Quindi Chiudo, Vitturi, non ce la faccio più. Grazie veramente a Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV, Lega Antivivisezione. Grazie a Anna Cisin, collegata con noi da Monfalcone Gorizia, sindaco di Monfalcone, secondo mandato Lega, che forse la prossima volta ci dirà se è scesa o salita alle europee. Grazie, buona giornata, alla posta di Mirella.